Come oramai da tradizione, anche quest'anno l'ente di formazione Irigem ha voluto proporre una sfilata per offrire agli studenti un'occasione speciale per parlare di sé e del loro percorso di studi e per mostrare un po' più da vicino il lavoro che con passione e dedizione li coinvolge tutti, ogni giorno. La scuola come maestra di vita e chi meglio del tempo può insegnare e regalare esperienza. Proprio al tempo che scorre, che scappa, che torna e che appunto insegna, è stata dedicata la sfilata di quest'anno che si intitola Seasons, stagioni, quelle della vita, che all'Irigem si traducono soprattutto in colore e stile, nell'acconciatura e nell'estetica. E così la primavera diventa metafora della vita che nasce, germoglia e fiorisce, l'estate è allegria, leggerezza, libertà, l'autunno è il tempo della riflessione, l'inverno è la stagione del silenzio che aiuta ad ascoltare la natura e capire l'importanza dell'attesa in vista di una nuova rinascita. Un evento che ha unito bellezza, fantasia e fascino, una sfilata che ha raccontato l'impegno di studenti e docenti e che sarà possibile rivivere sabato sera alle 21:15 su Rete Veneta. Buongiorno, buongiorno. È un evento che è già stato fatto, ma siccome si è chiusa la scuola proprio questa settimana, io ho trovato veramente importante rimandarlo, far vedere cosa riescono a fare questi ragazzi e ragazze, l'impegno che ci mettono. Questa scuola di formazione l'Irigem, determinante, fondamentale, punto di riferimento, dove veramente se tu sei un creativo riesci a esprimere il meglio di te stesso. E ci sono anche le famiglie che supportano questi ragazzi, che capiscono che hanno il diritto di decidere e di scegliere il percorso di scuola, quello che sentono di più. Non hanno ancora le idee chiare, anche se a mio avviso molti, anche Cegliani, io mi ricordo quel cardiochirurgo che ha detto che era ospite qui a Sveglia Veneti, a 6 anni sapevo già che avrei fatto quello. Cioè non è vero che non hanno le idee chiare, e quelli che non ce li hanno è per la confusione che creiamo anche noi, le famiglie, la scuola stessa a volte, con certi insegnanti che non si riesce a capire dove vogliono parare, ne basta uno per distruggere quello che fanno invece tutti quelli bravi che si impegnano. Ne parleremo questa mattina con Valente Chieregato, manager, e abbiamo anche la professoressa Maria Giuseppina Vincitorio, presidente società Dante Alighieri, Comitato Treviso. Ma non solo, si presenti, professoressa. Bene, io sono una ex dirigente del liceo scientifico e quindi una donna di scuola. Mi considero una donna di scuola, ma da quando sono in pensione lavoro come presidente appunto di questa società Dante Alighieri, che ho avuto modo di conoscere quando ho lavorato all'estero e che svolge una funzione a mio avviso interessantissima, perché diffonde la cultura, non solo la lingua italiana, ma anche la cultura e la difesa del patrimonio culturale, artistico, letterario e scientifico italiano. Nasce la nostra società Dante Alighieri, forse pochi lo sanno, è stata istituita da Giosuè Carducci nel 1865 e subito dopo l'Unità d'Italia, quando è stato celebrato con grandi manifestazioni proprio Dante, e quando nella creazione di questa società mi piace ricordare quello che ha detto nel manifesto e ha scritto nel manifesto Carducci. La Dante Alighieri non è né letteraria né politica, ma è qualche cosa di più nobile e di più alto. È una società nazionale che raccoglie tutti i partiti, che si propone non di aggredire qualcuno, ma di difendere ciò che è il nostro patrimonio più caro e la nostra speranza, la lingua e il sentimento della nazionalità italiana. Erano gli anni in cui c'era una grossa emigrazione da parte proprio degli italiani
italiani, in particolare anche dei veneti che emigravano in Argentina e negli Stati Uniti, un po' dappertutto, per cui c'era bisogno di creare un'istituzione che creasse un legame con il mondo degli italiani che erano all'estero, e questo legame è ancora presente perché noi abbiamo 468 comitati in tutti i continenti, e quindi anche da Casablanca a Tangeri, a Tunisi, a Tokyo, dove si insegna l'italiano e dove si difende la cultura italiana, che poi difendere la lingua e la cultura italiana significa anche veicolare economia e creare un'apertura anche alle industrie, agli industriali e a tutti coloro che possono avere relazioni con il mondo esterno. Tant'è vero che appunto il Made in Italy, di cui tanto si parla, ma che è stato creato, è stato costruito e che si costruisce attraverso la cultura e la lingua, è molto amato proprio perché i nostri emigrati e i figli dei nostri emigrati all'estero sono un esempio di onestà nel lavoro e anche portano avanti la nostra cultura. Quindi sono un po', il comitato di Treviso è molto antico, è tra i comitati più antichi, se pensiamo che nel 1900 è stato creato dal poeta Pinelli e dal critico artistico Coletti. Noi abbiamo ancora la sala Coletti del museo che si rifà, e quindi all'epoca hanno lavorato e erano in contatto appunto con tutto il mondo culturale dell'epoca, e poi si è interrotta dopo Caporetto, però poi è stata ricostituita nel 1984 dal professor Brunello, e dal 1984 noi portiamo avanti questa tradizione, e che mi faccio aggiungere più che altro la nostra finalità è quella di entrare in relazione con le scuole e di lavorare con i giovani e creare il link tra la generazione passata e quella futura. Allora, Valente Chieregato, manager, la professoressa Maria Giuseppina Vincitorio ha parlato di imprenditori. In questo periodo abbiamo sentito imprenditori più importanti della nostra zona del Veneto, che veramente non si riesce a capire bene dove vogliono andare a parare. Molti imprenditori che non riescono a capire che forse dovrebbero investire di più in quello che sta dicendo la professoressa, aiutare anche questi ragazzi a fare dei percorsi importanti. Qualcuno dirà: ma ce ne sono tanti che lo fanno. Bene, fate l'elenco, vediamo quanti ce ne sono che lo fanno e quanti ce ne sono che lo fanno, perché lo fanno, dove lo fanno e con chi lo fanno, perché è facile dire io faccio. Mi sembra quando vado a fare la colletta alimentare che fermo la signora per dire mi porta qualcosa e mi dice l'ho già fatto o lo farò domani. Ecco, io vorrei capire anche rispetto alla storia di una volta, dove questi mecenati investivano tantissimo nella cultura, e se riusciamo ad avere questa meraviglia che abbiamo nel nostro territorio è merito di queste persone che sapevano che un domani, se si conservava bene, questo patrimonio culturale enorme che abbiamo, non riusciamo neanche a capire quanto, perché qualcuno lo tiene anche nascosto, a mio avviso. Abbiamo dei sotterranei pieni di opere d'arte, poi ci mettono qualcosa che non riusciamo a capire cos'è, ma non importa. Perché l'imprenditore fa fatica, non tutti, a investire nella cultura, nell'arte, nella ricerca? Tu sei un manager, dirai, ma io faccio il manager. Sì, è vero, ma sei anche uno che quando parla ha le idee chiare, sa, dai numeri certi, sicuri, no? I numeri conforme l'angolazione da dove tu li dai. Cosa vuoi dirci? Io ricordo qualche anno fa, e questo secondo me può essere un elemento di partenza che tutti quanti anche da casa possono ricordarsi, che ci fu un ministro che durante un'audizione disse: con la cultura non si mangia. Ed era un ministro importante di un governo
molto legittimato, che aveva preso anche tanti voti. E quando questo signore disse questa cosa, intorno a lui aveva un consenso che in qualche modo condivideva questa visione. Ora, dire che con la cultura non si mangia è ovviamente una bene amata stronzata, intendiamoci, in qualunque posto del mondo, però se lo si dice in Italia è una cosa incredibilmente sbagliata, proprio perché l'Italia è la culla, insieme agli altri paesi del Mediterraneo, è la culla della civiltà e della nostra civiltà, quindi anche se noi avessimo 4 stracci da far vedere sarebbero comunque importanti per noi. Non è così, abbiamo invece un patrimonio culturale, artistico pazzesco che ci invidia tutto il mondo e che, devo dire, anche negli ultimi anni la maggior parte della popolazione si rende anche conto di avere intorno, forse non ha ben chiaro il valore e quello che trasmette generazione dopo generazione, ma è così, ormai c'è, diciamo, una certa consapevolezza del valore. Perché non si investe in cultura? Io faccio sempre l'esempio di Benigni, che secondo me calza. Benigni ha portato in televisione Dante e il successo è stato strepitoso, di ascolti e anche di, diciamo così, non solo quello, perché non è solo gli ascolti, perché sennò cadiamo sempre nel discorso che valgono i numeri e basta, non è così, ma proprio nel riscontro che c'è stato, in termini proprio di valore che è stato trasmesso, perché la verità è che la maggior parte degli italiani, delle persone che hanno diciamo una vita normale, comune, come quasi tutti, non ha idea di quale sia l'importanza, in questo caso parliamo di Dante, ma in generale comunque della cultura italiana e della cultura in genere, che è enorme, enorme. Non esiste una società, non esiste un valore dentro la società senza un portato culturale. E questo è un elemento che chiunque deve considerare, anche l'imprenditore che ha soltanto a cuore le proprie maestranze, le proprie industrie, a un certo punto della vita si troverà ad avere a che fare con questo concetto, cioè che se ha un'idea di società dove l'impronta, l'imprinting culturale è quello che fa andare avanti realmente la società, quello che ci rende quello che siamo e quello che ci renderà quello che saremo nel futuro, quindi quando noi non ci saremo più, ma ci saranno altri italiani. Dante Alighieri ha più di 700 anni di storia ed è un tempo molto, molto lungo, molto ampio, dove dentro questo tempo è stato considerato un grande poeta, un grande letterato, è stato anche considerato in maniera negativa nel corso dei secoli, perché ci sono stati anche dei periodi nei quali Dante non è stato considerato come forse lo consideriamo oggi e come merita. Per cui non è strano che qualcuno si ponga il problema se sia o no il caso di studiarlo e di approfondirlo. Fa parte anche questo del gioco. La verità è che è io invito tutti a leggere la commedia e non solo, perché non ha scritto solo la commedia, perché è un'esperienza straordinaria. È un'esperienza straordinaria avvicinarsi a questo autore, a questo poeta, anche oggi, e quindi fatela, insomma. Io vi invito oggi pomeriggio, questa mattina, prima di pranzare, prendete uno scritto sul web, adesso è anche facilissimo recepire, arrivare anche a qualche filmato eventualmente, dove ascoltate le parole, ascoltate la musicalità, è un'opera straordinaria, sono 100 canti, tutti in una rima perfettamente rispettata, in un modo che commovente, ma non è solo una questione tecnica, è una questione anche proprio di forma e di contenuto. È un'opera straordinaria e prendetevela perché è lì, è patrimonio dell'umanità e quindi abbracciatela. Leggetela, abbracciatela, mi piace questo termine, abbracciatela. Abbiamo Rinaldo da Venezia, poi continuiamo. Ciao Rinaldo, veloce. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. L'arte è l'unica cosa libera, perché l'arte non ha padroni. Chi che possiede l'arte non è sua, è il custode dell'arte, perché l'arte dura di più del parole. Muore il parole, ma rimane l'arte. L'arte la avremo per sempre.
non c'è una roba che termina e non ti sei parlato dell'arte, ti sei il custode, anche se è tua che ti piace comprare, ti lasci qua, fai i posteri e dopo le arte qua in altri del Veneto potessimo vendere al mercato a quanta che ne avremo. Purtroppo a Venezia sui depositi ce ne sono migliaia di quadri, dei presepi grandi, 1 metro o 2 che si usavano una volta, va bene? E però non ne facciamo un buon uso. I giovani di adesso, i bravi i giovani, e facendoli studiare, vediamo un avvenire, vediamo qualcosa da pensare e da progredire con un lavoro. Gli altri nazioni non abbiamo avuto possibilità di andare a scuola, perché la scuola anche all'epoca mia mi insegnava a vivere, dopo la strada mi insegna a vivere, per difficoltà che avremo di mangiare, di avere un paio di scarpe e una roba del genere. Ma la scuola, con la vita normale, crea persone, ti insegna a vivere, ti educa, bisogna investire nella scuola, fargli conoscere l'arte, perché l'arte fa parte della nostra vita. Grazie Rinaldo, devo andare avanti perché ho anche i video. Comunque sei stato chiaro e ti ringrazio dicendo appunto che non solo a Venezia ma chissà in quanti posti d'Italia abbiamo delle meraviglie. Avete visto cosa hanno trovato a casa di qualcuno in questi giorni? Avete visto cosa aveva in casa? No, tanto per dirvi, ecco, e nessuno sapeva, nessuno vedeva. Andiamo a vedere invece questo video bellissimo, Divina Acqua, che ci ha mandato e ci ha portato la professoressa Giuseppina Vincitorio. Laudato sì, mi Signore, per Sora Acqua, la quale è molto utile, et umile, et preziosa, et casta. Sono l'acqua che scorre nel divino canto del sommo poeta. Tra immagini, colori, suoni, sono personaggio e voce narrante di questa storia. Nel mezzo del cammin di nostra vita, per ritrovare una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Ah, e quanto a dir qual era cosa dura, E sta selva selvaggia e aspra e forte, che nel pensiero rinnova la paura. Ed ecco verso noi venir per nave un vecchio bianco per antico pelo gridando: guai a voi anime brave, non isperate mai vederlo cielo, i vegno per menarvi all'altra riva, nelle tenebre eterne in caldo e in gelo. E tu che sei costì anima viva, partiti da cotesti che sono morti. E il duca lui: Caron, non ti cruciare, vuolsi così, colà dove si puote, ciò che si vuole, e più non dimandare. Caron, 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 così, colà, così, colà, così, colà, così, colà. Tanto complimenti professoressa Vincitorio, perché ci fa sentire questi ragazzi che veramente sono molto impegnati, stanno in quel momento vivendo delle emozioni, perché loro hanno bisogno di emozionarsi. Voi siete riusciti, e lei in particolare, a intrigarli, a leggere questi brani importanti, però avete capito anche il tono della voce, loro ce la stanno mettendo tutta perché devono fare bella figura, devono immedesimarsi. Prego professoressa. Sì, allora intanto questo video non è di quest'anno ma è dell'anno scorso e è stato prodotto dai ragazzi di seconda e terza media della scuola media Serena. Ancora più complicato. Ancora più complicato e tra l'altro è un merito delle insegnanti. Quello che volevo mostrare è proprio la confluenza di interdisciplinarietà
solidarietà, perché i disegni sono stati prodotti dai ragazzi, c'è stata l'insegnante che ha curato tutta la parte della recitazione e naturalmente l'insegnante di lettere che ha letto e fatto studiare i versi di Dante. Però, come avete visto, è stata riprodotta anche la coralità, perché tutti i ragazzi di una classe devono partecipare. L'armonia che parlava Muti, il maestro Muti, sì. vero? Quindi sono tanti, questo è il bello della scuola e il bello dell'insegnare, perché ci si trova di fronte a tante persone e ognuno, sia il più bravo, il meno bravo, anche il disabile, ognuno deve essere indicato come persona, perché la persona deve essere al centro, e quindi in questo modo avete visto come c'è una partecipazione emotiva da parte dei ragazzi, e appunto perché l'apprendimento avviene attraverso le emozioni. La trasmissione va bene solo per 5-10 minuti, poi bisogna che si trasmetta ai ragazzi anche la capacità di sentire, la capacità di emozionarsi, ma anche la capacità di controllare le emozioni, perché quella che si chiama violenza e che vediamo deriva in fondo da una diseducazione all'emozione, e quindi è anche una presentazione di modelli che non sono adeguati. Insegnare non è trasmettere solo, ma da parte degli insegnanti si richiede a volte anche la testimonianza, e i ragazzi lo sentono, non è vero che non amano le regole. Le regole bisogna condividerle con loro. Infatti esiste, e non se ne parla tanto, il patto educativo che è stato introdotto quasi 10 anni fa, per cui all'inizio d'anno con i genitori e con le famiglie la scuola scrive un patto educativo con tutta una serie di elementi. Quello del Da Vinci tanti anni fa aveva anche inserito il discorso del rispetto, il discorso anche non uso dei telefonini. Voglio dire che il Da Vinci è stato il primo che ha creato le scatole dove i ragazzi dovevano mettere i telefonini per non usarli durante la lezione, e questo è stato condiviso dai rappresentanti degli studenti. Quindi è importante. Loro stessi avete capito? Sono creato e hanno costruito le regole. Quello che non si deve assolutamente fare, imporre regole dall'alto e pensare che tutto si possa risolvere con le punizioni. Sentiamo come commenta Valente Chieregato questi ragazzi che stanno cercando il loro futuro. Io ho aperto con questa sfilata all'Irigen per far capire, ecco, l'importanza delle parole che ha detto poi adesso la professoressa Vincitorio, nel momento che questi ragazzi e queste ragazze hanno un impegno, ecco, hanno gli occhi puntati, devono far bella figura, devono interpretare, devono essere all'altezza, ma soprattutto devono contenere l'emozione. Pensate per loro la sfilata, uscire con queste acconciature che loro stessi hanno creato, con queste immagini, con quelli che ti guardano. Tu nel stesso momento sei protagonista, ma devi controllare le emozioni, devi essere impassibile, e li avete visti? Perciò vuol dire che c'è un impegno quando noi li intrighiamo. Prego Valente. No, io sono molto affascinato da queste cose, anche perché a volte sento grandi critiche rivolte alle generazioni, diciamo, più giovani, ma è capitato anche a me quando avevo 20 anni. Eravamo anche noi bersaglio delle critiche di chi ne aveva 40, 50, 60. Per cui non vedo una grande novità in questo. Piuttosto la grande novità è che le generazioni di oggi sono drammaticamente troppo esigue di numero, e questo è un problema, visto che comunque io mi occupo anche di questo, no? E magari parliamo di qualche numero se vi fa piacere, perché sono decisivi rispetto alle decisioni che la politica dovrà prendere nel futuro. E io mi rivolgo anche a chi sta a casa di aprire un attimo la visione su queste cose. Allora, oggi in Italia lavorano 23-24 milioni di persone, più o meno, adesso dipende dagli anni. Diciamo
che nel futuro potranno lavorare anche 20 milioni di persone, perché l'automazione, la facilità anche di lavorare da remoto ci consentirà di avere più o meno, insomma, intelligenza artificiale? Sì, anche. Ogni cosa, diciamo, ogni elemento porterà qualcosa di nuovo e qualche cambiamento. Se prendiamo una vita lavorativa media, dura 40 anni. Ora, 20 milioni diviso 40 fa 500.000. Ora, l'ultima classe, quella del 2023, sono nati 380.000 persone. Dove cavolo le prendiamo le persone che dovranno lavorare nel futuro? Ve lo chiedo, perché questo è un problema enorme, il problema demografico, questo in tutta la storia dell'umanità, è sempre stato un grosso problema per le varie società. Cioè, quando la demografia bussa alla porta e diventa un problema, e in Italia adesso è un problema, non lo è ancora dal punto di vista, diciamo, monetario, perché queste persone non sono ancora arrivate nel mondo del lavoro, ok? Perché 20 anni fa nascevano un pochino più di persone rispetto ad ora, e queste sono quelle che adesso si affacciano nel mondo del lavoro. Ma fra 20 anni questa classe con 380.000 nati arriverà sul mondo del lavoro e uscirà ipoteticamente un'altra classe dove ci saranno 700-800.000 persone nate. Questo è un problema enorme che non ha una soluzione se non avere più persone che lavorano oggi sul nostro territorio, e le strade sono solo due, e ve la dico proprio così diretta, così almeno non facciamo tanti giri di parole. O vi mettete a fare più figli subito, oggi, ok? Adesso, in questo dopo momento, la trasmissione. in questo momento, ma veloce, cioè non bisogna perdere tempo neanche aspettare la fine della trasmissione. E questa è una soluzione, va benissimo. Ovviamente i vari governi possono contribuire dando degli incentivi, come fanno i francesi ad esempio. Ci sono 1000 soluzioni e questa è una soluzione, però deve essere fatta veloce, cioè non c'è tempo da perdere. L'altra è quella di avere l'ingresso da altre nazioni di persone che sono disponibili a lavorare da noi. Il che, e vi fermo subito così almeno non c'è, non significa barconi, significa che devono venire in Italia a lavorare persone. Da dove? Innanzitutto dai paesi dove abbiamo una maggiore connessione, quindi Sud America, primo, poi dai paesi più vicini a noi, che ovviamente hanno il problema inverso, quindi hanno troppa demografia nelle fasce di età più giovani, e quindi Asia, Africa, eccetera. Cioè è un lavoro da fare velocemente, perché altrimenti a un certo punto ci sarà una così grande differenza tra chi ovviamente non può più lavorare per questioni di età o per altre problematiche e chi invece può lavorare ma non ci sono persone, che il sistema imploderà. In buona sostanza, gli egoisti che non hanno fatto figli, sommati agli egoisti che vogliono la pensione nonostante non ci siano le persone che la possono pagare, a un certo punto si dovranno fare una ragione, perché non gli arriverà più la pensione, o gli arriverà meno di quello che si aspettano oggi, se non si risolve il problema oggi. Per cui scegliete la vostra strada, volete fare figli? Muovetevi, dai, adesso che ore sono? Le 9:44, mettetevi al lavoro, entro mezzogiorno fate qualcosa. Allora diamo anche questo dato, che su 58 milioni di italiani sono andati a Leone 51 milioni. E questo fa pensare... Meno della metà. Comunque questo fa pensare quanti poche persone giovani abbiamo. Diritto al voto, quello che avete detto. Sì. Questo volevo arrivare, il diritto al voto. Tanto è vero che io da anni che dico, penso siano già 3 anni, che darei il voto ai 16enni, professoressa. Bisogna prepararli. Ma non è preparato neanche il 30enne, il 40enne, certo. Professoressa, mi scusi, non può dire che questi sono preparati. E siccome in Germania è stato fatto proprio quest'anno, in Grecia si va a votare a 17 anni, non capisco perché, visto che questi ragazzi hanno bisogno di emozioni forti, e penso che il voto sia un'emozione, nel momento che si rende responsabile, come gli diamo il patentino, che li mettiamo nella strada, ci vuole il patentino responsabilità, allora cerchiamo di responsabilizzarli. Io sono d'accordissimo, aggiungo che per le elezioni comunali, attenzione comunali, sì, io farei andare a votare anche le persone di 12 anni, cioè quelli di prima media. E sono quelli che sono più vicini all'ambiente. Lo so che è un po'
po' una sono provocazione. quelli che sono più vicino all'ambiente. Prego professoressa, e poi guardiamo l'altro pezzo che ha mandato. C'è il Consiglio Comunale dei Ragazzi, certo. Quindi tutto sì, questo ma quello progetto, non è che conti molto. No, e non però, dappertutto. E non dappertutto, però comunque è il tentativo di coinvolgere i ragazzi, ma soprattutto di creare una consapevolezza critica, questo è il punto. Quindi è stata introdotta recentemente una nuova materia, l'educazione civica, che a mio avviso non dovrebbe essere trattata come materia, ma deve essere un elemento che è presente in tutte le discipline. Il problema appunto della scuola è che arrivano dall'alto tutta una serie di diciamo invenzioni e che accrescono la burocrazia, e più burocrazia toglie tempo alla capacità di stare con i ragazzi, di ascoltarli e di insegnare. Quindi insomma, io so che nelle scuole c'è sempre l'attenzione al discorso dell'educazione civica, quindi ci sono progetti di cittadinanza attiva. Certo, il difetto della scuola italiana è che è un po' a macchia di leopardo, per cui ci sono delle scuole d'eccellenza, altre meno, quindi bisognerebbe tentare di anche perché, omologare. Professoressa Vincitorio, io come ragazzo o ragazza non devo essere fortunato a vivere su quel paese, su quella città, ad avere quella scuola. Io devo avere quello che mi aspetta di diritto, che è una scuola che mi renda partecipe. Ad esempio, educazione civica, perché non abbinarla al servizio civile, visto che questi ragazzi, abbiamo visto i numeri, siccome il messaggio è passato che non hanno voglia di fare niente, noi abbiamo più ragazzi che posti, ma non è vero che non abbiamo meno posti, è perché non pensavano, siccome conoscono tutto, sono i soloni questi, non pensavano che tanti ragazzi avrebbero diritto al servizio civile, sì che si sono trovati con una marea di ragazzi che vogliono fare veramente il servizio civile, rendersi utili alla comunità, e allora hanno pensato bene, siccome non erano pronti, perché non sono mai pronti per i ragazzi, per altre cose sì, ma per i giovani no, hanno detto non abbiamo più posti. Ma vi rendete conto? E abbiamo il mondo del volontariato che è senza giovani, ma vi rendete conto? Pubblicità. E siamo con i miei graditi ospiti, la professoressa Maria Giuseppina Vincitorio e con Valente Chieregato Manager. Andiamo a vedere il secondo pezzo meraviglioso di questo video fatto dai ragazzi e interpretato dai ragazzi. Continua a scorrere inarrestabile, affiancando il cammino del sommo poeta. Ecco l'incontro con il mitico Ulisse. Considerate la vostra semenza. Virtute, 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 virtute. Conoscenza, 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 conoscenza. Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Conoscenza, conoscenza, conoscenza. Virtute, 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 virtute. Conoscenza, 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 conoscenza. Ci allegrammo e tosto tornò in pianto, che della nuova terra un turbo nacque e percosse de legno il primo canto. 3 volte il fe girar con tutte l'acque, alla quarta levar la poppa in suso e la prora ire in giù, come altrui piacque. Infin che il mare fu sovra noi richiuso.
faticoso, è tragico il cammino, ma il mio fluire senza sosta accompagna Dante verso lidi più sicuri. Si avvicina un rasserenante incontro. Ed ecco più andar mi tolse un rio, che in ver sinistra con sue picciole onde piegava l'erba che in sua ripa uscio, e là m'apparve, siccome egli appare subitamente, cosa che disvia per meraviglia tutt'altro pensare. Una donna soletta che si gira cantando e scegliendo fior da fiore, onde era pinta tutta la sua via. Ed ecco giunto il momento del mio scorrere più lieve e benefico. Matelda si rivolge al sommo poeta e gli rivela il mio potere purificatore. Da questa parte con virtù discende, che toglie altrui memoria del peccato, dall'altra d'ogni ben fatto la rende. Qui incidete, così dall'altro lato Eunoin si chiama, e una adopra se quinci e quindi pria non è gustato, a tutti altri sapori e sta di sopra. Il cammino di Dante prosegue, così com'è irrefrenabile il mio fluire. Il poeta incontra il suo antenato Cacciaguida, che pronuncia una terribile profezia. Tu lascerai ogni cosa diletta più caramente, e questo è quello strale, che l'arco dell'esilio pria saetta. Tu proverai siccome sa di sale lo pane altrui, e come duro calle lo scender e il salir per l'altrui scale. L'esilio, quante genti straniere e quanti luoghi sconosciuti. E il mio scorrere continuo nel viaggio del sommo poeta giunge ad uno dei tanti nuovi approdi. Dove sire, dove sire, dove sire, dove sire, paga sangue, 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 paga sangue. Professoressa, allora commentiamo questi meravigliosi ragazzi che interpretano Dante anche come disegni, colori. Avete visto che meraviglia? Stiamo parlando di tredicenni. Prego. Sì, comunque volevo, come avete visto, ci sono dei disegni che sono stati costruiti dai ragazzi e non so se si è notato, ci sono varie immagini di Dante perché appunto i ragazzi l'hanno reinterpretato il modello di Dante. E quindi l'immagine che ci è giunta di Dante, ma la cosa interessante è che sono partiti dal Sile. Il discorso dell'acqua, la divina acqua e il Sile, e sono partiti proprio dal monumento, dal Ponte Dante, perché lì c'è la citazione dove Sile a Cagnan si accompagna, che è un verso del Paradiso e della Cunizia da Romano, e che è importante perché Cunizia dice guai a coloro che si comportano male, e c'è un po' una condanna ai trevigiani che all'epoca si comportavano male con Rizzardo che era un tiranno, quindi siamo in epoca medievale. Però i ragazzi hanno abbinato il discorso dell'acqua con il percorso dell'acqua con il percorso di Dante e quindi e con il percorso nostro poi, quindi si sono fermati su alcuni punti. È interessante anche il discorso di Ulisse, perché nati non foste se non per vivere di virtù e conoscenza, e quindi l'importanza della conoscenza nel processo identitario anche italiano. E sì, e lì c'è da elogiare gli insegnanti che sono riusciti a coordinarsi e sono riusciti a
modernizzare Dante, ma non trasferendolo dal Medioevo al mondo attuale, ma capendo quali sono i valori e qual è il messaggio e facendo riflettere i ragazzi su come questo messaggio può interferire nelle loro vite. Però quello che emerge, professoressa Vincitorio, complimenti agli insegnanti, ma questi ragazzi sono riusciti a capire l'importanza, perché sono emozionati, si sono resi protagonisti, che è quello che vogliono i ragazzi, e perciò questa cosa fa capire che forse se gli diamo qualcosa in chiave anche più moderna, più reale, ma che fa parte della storia, ma anche di sfide alte. E di sfide alte, forse questi ragazzi ci sono. Cosa dici, Valente? Ma l'arte e la cultura, come prima abbiamo usato il verbo abbracciare, no? Abbracciano sempre le persone di qualunque età, di qualunque ceto, di qualunque censo. Non c'è mai questo problema, è sempre una vittoria, in ogni caso. Cioè, come una volta c'era uno spot che diceva: ti piace vincere facile? Bene, metti sul piatto Dante e Michelangelo e stai tranquillo, insomma, non ci sono problemi, lo capiscono tutti. Comunque di qui possono derivare anche competenze utili per il mondo del lavoro, Altro perché che. il fatto di poter lavorare, saper lavorare insieme, adesso c'è molto team, lei mi insegna nel mondo del lavoro, quindi sono anche competenze che servono per l'industria. Beh, io sono per esempio favorevolissimo a una proposta che fu fatta qualche anno fa, cioè di non dare i voti a scuola fino alle medie, perché non è il singolo che deve raggiungere il risultato, ma il team, è la classe. Naturalmente questo comporta anche il fatto che le classi debbano essere costruite in un certo modo, perché altrimenti non si possono fare le classi con l'ordine alfabetico, altrimenti tutto questo cade. Chiaramente ci deve essere una finalità, quindi costruire un gruppo classe che ha la possibilità di raggiungere degli obiettivi e insieme arrivare al conseguimento degli obiettivi. Naturalmente poi dopo, quando si va al liceo e all'università, è anche corretto attribuire una valutazione e anche un grado diverso di raggiungimento di vari obiettivi a seconda ovviamente delle singole qualità delle persone, ci mancherebbe altro. Però fino alla terza media, a mio parere, è completamente inutile dare i voti, bisogna invece dare un obiettivo comune e una volta raggiunto quello innanzitutto si apprende, perché apprendere in gruppo è molto più facile che apprendere da soli, prima cosa. E poi soprattutto si impara a condividere e raggiungere un obiettivo in gruppo, che è un elemento fondamentale per qualunque attività di lavoro, e quindi si insegna, diciamo così, senza farlo diciamo come obiettivo secondario ma come obiettivo primario, a lavorare in team, in gruppo. Io non conosco nessuna persona di successo che ha raggiunto i propri obiettivi da solo o da sola, nessuno. Io sono convinta che i ragazzi hanno trovato l'armonia del gruppo. Il problema è vedere come l'hanno trovata e chi è questa armonia del gruppo, perché nel bene e nel male, quando loro creano questi gruppi, loro hanno l'armonia, che poi sia sbagliata è un altro discorso, però loro la creano. C'è un'armonia assieme, ecco, che ti fa anche portare a gesti estremi a volte. Ma perché? Perché non c'è nessuno che accorda, hai capito? Poi abbiamo invece l'armonia, quella bella, che è questi ragazzi che interpretano Dante, che sono nel teatro, che sono nei concerti, nella musica. Come mai i concerti attirano così tanti ragazzi? Come mai? Ma è la musica. Certo. Lo so che è il cantante. Perché Vasco Rossi a 70 anni attira ancora questi ragazzi? Perché dice le cose che loro vogliono sentire. E loro amano questo uomo che dice le cose che loro sentono, che ha il coraggio di dirlo. Capisci che forse c'è qualcosa che anche, a mio avviso, la scuola deve investire di più, avendo i mezzi naturalmente. Comunque hai citato Vasco Rossi, secondo me è una citazione molto interessante, bisognerebbe fare un corso universitario sul fenomeno esatto, Vasco Rossi. Ma non sto scherzando. No, ho capito, ma io li seguo i ragazzi, li sento. Ma perché ha colpito in una maniera quasi inspiegabile, in realtà una spiegazione c'è sempre, di fatto 3 generazioni, e continua. E poi la cosa più incredibile è che è un uomo del rock and roll
di quella generazione dovrebbe essere già morta. Ma non solo, no? ti cito un altro nome, Crepetta, nel bene e nel male. Come mai questi ragazzi lo ascoltano molto attenti? Perché dice le cose che loro vogliono sentire. Ha il coraggio di dire che sono i genitori che stanno sbagliando tutto, che non sono i ragazzi. Che i ragazzi vanno abbracciati, ascoltati, diretti, con regole. Ma stiamo scherzando? Il problema è che non hanno gli esempi a casa. Quel ragazzo che io ho incontrato che mi ha detto: professoressa, sai Mirella, sono confuso, non so più quanti genitori ho, quanti fratelli ho. Cioè, capite che poi questi ragazzi, se riesce a entrare in questo riccio, perché sono chiusi a riccio, perché non si fidano più, professoressa, perché mi devo fidare? Guarda cosa ho fino adesso. Poi quando riesci ad aprire, loro sono fiumi in piena e ti raccontano. E il male dov'è? Dal primo anello, non è la scuola, è la famiglia. Questi genitori che si separano, e quando Dio dice: direi, io non sapevo mica che si separavano, non avevo mai detto niente, nessuno, solo Baruffa e Lite, ma che si separassero mai. Cioè, capisci che siamo lontani anni luce per dare dei messaggi positivi, ma quando tu metti al mondo un figlio, sei una persona che deve diventare responsabile. Ma stiamo scherzando? Tu non puoi fare un pupazzo e buttarlo là e prenderlo a tuo piacimento, perché questo succede. Dai fastidio, ti do la paghetta, anzi inizio a 7 anni, così ho risolto il problema. Questi ragazzi si trovano soldi, non sanno neanche come spenderli. Si trovano la droga in casa. Avete sentito quei ragazzi, io me lo ricordo, proprio a Treviso: ma dove hai preso una droga? Come dove ho preso? A casa mia, se è nei vassoi al mattino la trovo. Cioè, hai capito? Allora, professoressa, siccome io credo molto in questi ragazzi, mai siamo in chiusura, che messaggio vuole dare a queste persone che stanno ascoltando, che sono anche i ragazzi, perché oggi è sabato poi, e la scuola è finita, i genitori, i nonni, la società in generale? Prego. Allora, io credo che dovremmo tutti un po' rimboccarci le maniche. C'è sempre questa idea che la scuola non funziona, oppure da un lato la scuola non funziona, dall'altro lato bisogna che la scuola faccia educazione sessuale, faccia educazione civica, faccia educazione ambientale, cioè si rovescia sulla scuola tutti i problemi della società. Allora, io credo che da un lato ci dovrebbe essere una assunzione di responsabilità da parte dei genitori, un'assunzione di responsabilità da parte della scuola, che deve aprirsi alle famiglie. Negli ultimi tempi si dice, e c'è, mi pare forse Crepè che dice che bisogna escludere i genitori dalla scuola. Sì. Io non sono assolutamente d'accordo, perché appunto io non sono assolutamente d'accordo, perché ho sempre detto che la persona è al centro. Lo studente arriva, il ragazzo arriva a scuola, e quindi se non c'è un'omogeneità di obiettivi, una omogeneità nella formazione e una condivisione di valori tra la scuola, la famiglia e dico anche il territorio, non è possibile creare una figura coerente, quindi una persona che possa assumersi a sua volta delle responsabilità. Il territorio deve aprirsi alla scuola, ma neanche rovesciare sulla scuola qualunque tipo di problema. Forse le scuole si sono dopo il Covid un po' chiuse in se stesse, quindi bisogna che si riaprano al territorio e che si assumano le proprie responsabilità, che facciano capire qual è la loro funzione, che è quella di costruire persone critiche attraverso la cultura, attraverso lo studio della letteratura, perché attraverso l'arte, la storia, la cultura possiamo ritrovare noi stessi e possiamo dare un messaggio anche alla società, perché la scuola è anche riflesso della società, e io credo che la scuola possa in qualche modo, se fa dei patti molto forti con i genitori, trasformare attraverso i genitori anche la società. Certo non possiamo escludere l'istituzione. Purtroppo dico io. Allora, abbiamo Luigi, l'ultima telefonata, poi salutiamo anche Valente Chieregato. Vai Luigi. Ecco, signora, io sono il papà di quel che è morto 5 anni fa di SLA, mio figlio, no? Che lei è andata a trovarlo. Siamo qua, io ho 90 anni, la moglie ne ha 82,
nessuno mi suona un campanello se hai di bisogno di qualcosa. Solo mi ha suonato il campanello per truffarmi, perché hanno detto che un parente ha messo sotto uno e tutta questa roba. E via. Sì che c'è tanta bontà in giro, però io non lo so dove sia la bontà, perché io nella vita mia ho aiutato tutti, no, e non ho avuto niente di cambio, niente. Ecco, grazie. Luigi, lascia il tuo numero per cortesia, lascialo bene. Allora vedi Luigi, non è che non ci sia bontà, è che non sappiamo dove sei. Tu chiami qua, per fortuna che chiami, per fortuna che c'è Sveglia Veneti, come te tante persone che poi io richiamo, chiamo i sindaci, allora si muove tutto il meccanismo. È il discorso che dicevo prima, oggi c'è questa grande riunione in provincia delle associazioni del volontariato, alla fine chiama Luigi, siamo in 7500, Luigi nessuno va a suonare il campanello, ma non perché non vogliamo, perché non lo conosciamo, perché c'è la privacy. Allora dove vogliono mettono la privacy, che era quella che veramente doveva essere stata tolta, perché non serve a niente se una persona ha bisogno, visto le associazioni di volontariato che abbiamo, e poi succede questo quasi tutte le mattine. Ecco, queste persone che dicono nessuno mi ascolta. Una signora mi ha detto non riesco più a parlare perché non ho più voce, non parlo più con nessuno. Capite come sono i nostri diversamente giovani? Quello che ha detto Luigi, in parte ci siamo anche noi, basta arrivare però a Luigi. Grazie Luigi di aver chiamato, di sicuro mi farò viva, poi dopo quello che mi hai detto figurati se non vengo a trovarti e capire cosa sta succedendo nella tua famiglia, anche perché a questa età avete tutto il diritto di essere ascoltati e anche un po' coccolati a mio avviso. Allora Valente, come vuoi salutarci? No, volevo dire una cosa, visto che prima si faceva riferimento alla provocazione di Crepet che diceva che i genitori devono essere esclusi dalla scuola. Anch'io naturalmente non sono d'accordo, io ho ancora una figlia che è in età di scuola, però i genitori non sono a scuola, cioè il rapporto dentro la scuola è fra studenti, insegnanti, personale, dirigenti eccetera. I genitori non sono all'interno del sistema scolastico in tutto e per tutto, perché quando un ragazzino viene a casa e dice il professore si è comportato male oppure l'assistente si è comportato male, calma. Allora, la scuola è fatta da insegnanti, personale, studenti, i genitori sono all'esterno della scuola, devono ovviamente partecipare alla vita scolastica nei modi e nei luoghi che sono consentiti ed è giusto che sia così, ma non possono interagire direttamente. E non possono neppure entrare in scuola quando vogliono, esatto, come vogliono, e non possono dire che il professore o la professoressa ha fatto bene o ha fatto male, perché non hanno mai elementi a sufficienza per giudicare. Quindi io direi che sotto questo aspetto bisognerebbe tornare un po' al passato, dove quando il ragazzino tornava a casa e diceva ho preso 4, la madre gli dava anche lei il 4, a suo modo, ognuno a suo modo. Forse sarebbero anche più contenti magari. Sì, perché invece oggi mi ha dato il 4, ecco no, tu non ti meriti il 4, ma come fai tu a giudicare? Evidentemente se il tuo ragazzino o la tua ragazzina ha preso il 4 è perché se l'ha meritato, no? E magari che lavori la prossima volta per prendere un voto migliore. Allora io ringrazio tantissimo la professoressa Maria Giuseppina Vincitorio, presidente società Dante Alighieri, comitato di Treviso, il sommo poeta. Grazie a Valente Chieregato, manager, che ha capito anche l'importanza, anche come manager, ma come persone di società, di iniziare a capire che forse queste realtà, come Luigi, scusa se lo dico, andrebbero aiutate e supportate, sì. Perché la prima cosa che chiamerò il sindaco, perché è lui, perché io voglio sentire tutte e due le campane prima di partire, la prima cosa che sento dire: non ho persone a disposizione, non ho soldi, diverso. Non ho persone a disposizione. E allora, siccome il mondo del volontariato è fatto anche di giovani che potrebbero aiutare
Luigi e sua moglie, sollevarli, visto che l'Irigen, questa scuola meravigliosa che avete sentito in formazione, oltre alle sfilate, ha creato anche questi gruppi per insegnare questa nuova tecnologia ai diversamente giovani, perché non la sanno usare. In Australia la sanno usare, ma perché glieli hanno insegnati da anni e anni e anni, e noi invece diciamo fai lo speed e non lo sanno fare neppure quelli che hanno detto di farlo. Questa è la realtà. Io vedo nei collegamenti, non sanno neppure collegarsi, non sanno neppure, hanno una pletora di persone che gli mettono tutti gli strumenti per fare il collegamento. Questi sono, io lo dico sempre, sono anche i nostri politici. Grazie, grazie, pubblicità. Di presentare altri graditissimi ospiti, abbiamo in linea Giacomo da Marcon. Ciao Giacomo. Ciao Mirella Tustato, ci siamo incontrati nel passato su Rete Veneta, Tele Nord-Est, e come dire, ho sempre pensato, ho detto tra di me, ma Mirella bisognerebbe dargli un ruolo regionale di coordinatrice, sì, perché io vedo una classe politica oramai incapace, incompetente. Questo lo dico perché io ho cominciato all'età di 10 anni a seguire mio padre, che era un funzionario del Partito Socialista, poi iscritto a 15 anni, fino a 25 anni, ero sempre impegnato dappertutto, ero sempre pronto a difendere tutti, ho fatto perciò funzionario dentro del Partito Socialista, ho lavorato in aziende grandissime, holding, avevo responsabilità e mancavano sempre i lavoratori specializzati, mancavano poi chi proponeva idee per quanto riguarda la nostra società e il nostro mondo del lavoro. Poi ho fatto il sindacalista, brutta parola, il dirigente sindacale dei lavoratori dentro alla più grande organizzazione sindacale, di cui sono venuto via e mi sono messo in proprio. E nel settore dei mobili arredamento conosco tutto quello che riguarda il mondo della scuola e il mondo del lavoro, e devo dirvi una cosa, anche perché ci sono libri, documenti, lo dicevo, mi ricordo ancora con Gandhi quando andavo anche alla mattina che parlavano. Io quello che vorrei dirvi è perlomeno ho seguito qualche volta, perché è la prima volta che la vedo quest'ora, sono andato. Io ho fatto il dirigente per 28 anni degli artigiani, e io avevo la partita IRAP, ho fatto il politico, ho fatto il sindacalista, ho fatto tutto, ed ho visto un mondo politico che ha una cultura politica che ha molte affinità con la Cina e la Russia qua in Italia, e continuano ancora. Giacomo, devo chiudere, se no non ce la faccio. Comunque chiamaci ancora, mi fa piacere che hai chiamato, ti ringrazio per le parole che non merito, ma soprattutto grazie per capire l'importanza anche di telefonare e di far sentire la voce. Forse siamo stati troppo in silenzio, adesso bisogna iniziare a parlare. Questo ve lo dico io perché siamo presi così, è proprio la paura e il silenzio, il mino vo combatta. Mentre quelli che vanno combatta sono i miei ospiti. Vi presento subito due presenze importanti: Francesca Gasparini con Fabio Orazzi, kinesiologi, posturologi, perciò capite bene di cosa parleremo questa mattina, e abbiamo collegato anche da Padova Marco Toresan, presidente Associazione Padovani Incontinenti Stomizzati. Ciao Marco, sempre ciao, grazie, Mirella, sempre in forma. Guardate, Marco è sempre col sorriso, io gli voglio un bene, veramente un grande bene, lui è sempre positivo e sarebbe uno che veramente avrebbe molto da essere arrabbiato, ma non importa. Allora partiamo proprio da Francesca Gasparini. Ecco, chi è Francesca Gasparini e poi sentiremo anche chi è Fabio Orazzi. Prego. Allora, io fondamentalmente sono una kinesiologa, esperta in ginnastica posturale. Noi lavoriamo sul territorio veneto e dell'Emilia
cercando di migliorare la qualità della vita delle persone tramite l'esercizio fisico, che se fatto bene può realmente, noi in questo ci crediamo perché ovviamente ogni giorno facciamo questo, migliorare la qualità di vita delle persone. Poi dal bambino che può avere una patologia che a livello preventivo può essere come dire sistemata, no? Così come magari l'anziano che ha una capacità magari molto più limitata di movimento, ma che può stare molto meglio e che può comunque migliorare tantissimo, noi lo vediamo tutti i giorni, la qualità della vita rispetto a come oggi. E secondo me è molto importante anche dal punto di vista psicologico, dove molto spesso si va negli ospedali, nelle cliniche e ci si sente dare antinfiammatori piuttosto che dire non si può fare nulla. Iniziare un percorso dove senza prendere medicine, magari mettendosi in gioco anche dal punto di vista fisico, si riscoprono, oltre che una vita con meno dolore, anche la capacità di poter fare qualcosa in più durante il giorno, per me è importantissimo. Allora, Gasparini, vi dico una cosa. Io ho la fortuna di far parte di Media Nord-Est, che è della famiglia Yiannakopoulos, dove l'ingegner Giovanni Yiannakopoulos, il padre, molti anni fa, siccome è un illuminato, infatti è perché è illuminato che qualcuno cerca di colpire, ha pensato di fare la ginnastica nella sua televisione, partendo da delle ginnastiche che molti magari pensavano, ma che avuto che guarda, yoga, ginnastica dolce, tutte quelle ginnastiche molto lente, molto di pensiero. E io mi ricordo che sono rimasta incredibilmente proprio stupita dalle telefonate che arrivavano, specialmente dalle diverse giovani, gente che a una certa età che aveva iniziato a fare queste ginnastiche e si trovava bene ed erano felici. Perché stavano bene fisicamente, quello che ha detto. Chi avrebbe mai immaginato una cosa del genere? Tanto è vero che poi tutti hanno copiato, però lui è partito, lui aveva visto lungo come sempre, però ha sempre messo in funzione il bene della persona. Cioè la ginnastica è il bene della persona. Prego, sentiamo anche cosa dice Fabio Orazio. Allora, intanto buongiorno a tutti. E sì, il bene della persona deve essere messo in primo piano assolutamente, e noi lo facciamo in un modo altamente specializzato, quindi la differenza un po' anche che ci contraddistingue da tutto quello che è il marasma, la mischia anche dei social ultimamente, no? Dove 3 esercizi per il mal di schiena, 2 esercizi per la spalla, che vanno benissimo, perfetto, però quello che noi facciamo è un'azione altamente professionale, quindi dobbiamo andare a capire anche le vere cause. Noi abbiamo persone che hanno un dolore alla spalla dovuto magari da una caviglia bloccata o viceversa, un mal di schiena che può essere dato da problematiche muscolari riferite in altri contesti. Quindi quello che si deve andare a lavorare è su un sistema a 360 gradi, non su un'azione altamente specifica nella zona di dolore, ma andare a capire dove è la reale causa. Quindi va benissimo che si faccia attività fisica, ma noi facciamo esercizio fisico e esercizio terapeutico, che sono una cosa diversa, no? Tante volte si riscontra questa amalgamazione con attività sportiva e esercizio fisico. In realtà sono 2 cose molto diverse. Però una non esclude l'altra. Assolutamente. Cioè l'armonia. L'una include l'altra. Se io ho un corpo sano, forte, posso allora fare attività fisica, ma quella che mi piace di più, non quella imposta. Esatto. Abbiamo Giusy da Treviso, poi sentiamo anche Marco. Vai Giusy. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Mirella, posso cambiare un attimo il discorso? Perché prima non ho fatto in tempo di chiamarvi. Che domenica scorsa in una TV privata dalle 15 alle 17 per 2 ore
al Malibran di Venezia, ho visto una giornata di concrepè. Mi sono volate le 2 ore, Mirella. Mi sono volate le 2 ore. E ha fatto, ma non finiva più, e tutte le donne, tutti gli uomini e le donne hanno detto: quando vado a casa devo fare come mi ha detto il professor Crepè con i miei figli. Posso dirti questa cosa solo: per 2 ore in una TV privata domenica con il titolo "Sei felice? Una giornata con Crepè". Vi ringrazio, scusami, ciao. Abbiamo sentito Giusy, adesso andiamo a trovare Marco Toresan, visto che avevamo già parlato prima di Crepetta. Allora Marco, cosa vuoi dire dopo aver sentito sia Francesca Gasparini che Fabio Orazzi, il benessere del corpo, ma saperlo anche gestire, saperlo toccare i posti giusti? Pensi di avere la spalla e poi invece la caviglia, ma bisogna conoscere. Prego Marco. Come noi associazione o come anche persone che hanno l'incontinenza puntiamo molto sulla riabilitazione del pavimento pelvico, però c'è un problema che in Regione Veneto fanno pochi pazienti al giorno, addirittura a settimana, e questo qua mette in difficoltà tante persone da poco operate o che hanno un problema di salute lieve, perché nell'arco degli anni si aggrava. Allora, cos'è che puntiamo anche con l'associazione di fisioterapisti e con tutte le associazioni? Che la Regione Veneto e la Nazione deve aumentare le prestazioni di fisioriabilitazione per questa patologia, perché ce ne sono troppe persone che usano il pannolone per una piccola goccia di pipì. E non sarebbe neanche giusto che un giovane o anche un anziano indossi il pannolone, perché le liste d'attesa sono enormi e lunghe e non c'è la possibilità di entrare a fare la riabilitazione pubblica. Però c'è tutto il mondo del privato che giova a questa cosa. Però noi dobbiamo anche pensare che ci sono sì persone che possono pagarsi la prestazione privata, ma il pubblico, che qui è il servizio pubblico è molto carente. Allora guardiamo anche la locandina che ha mandato Toresan, quella che riguarda proprio quello che sta facendo Marco, però la mia domanda è anche questa, Marco, poi sentiamo anche i miei ospiti in presenza. Dobbiamo anche dire che prevenzione vuol dire anche meno pannolone. Esatto. C'è un problema che noi donne, da quando nasciamo a quando moriamo, portiamo sempre il pannolone, perciò per noi è una cosa normale. Ecco, Francesca sta sorridendo, ma è la verità purtroppo, però no, per noi non è un problema. Il problema è tutto vostro, perché voi, non tutti, ma gran parte, solo sentire questa parola, ecco, prende paura, si vergogna. E tante cose fanno sì che poi non fanno queste visite veramente di prevenzione per capire che forse sarebbe il caso di andare da un urologo. Ma perché vi vergognate? Non parlo di te naturalmente, parlo in generale. Ma perché non riuscite a capire che invece è fondamentale la prevenzione e più prevenzione vuol dire meno pannolone? Prego Marco. Beh, prima cosa io credo che c'è un tabù proprio mentale in questo territorio. E questa qua è una cosa molto particolare. Anche chi ha operato di prostata o ha problemi di prostata o ha problemi anche di qualche disfunzione sessuale, purtroppo c'è, e non si recano dal specialista. Dicono sì, passerà, però il problema dopo si aggrava. E quando il problema è grave, cos'è che sussiste? Sussiste i pannoloni e tutto l'iter specialistico, e dopo lì è una storia infinita. Allora io credo che con i convegni, congressi, camminate, eccetera, e giorni che si parla di benessere fisico, della salute, convegni in tutti i comuni, secondo me è giusto anche con un solo convegno di fare prevenzione. Perché io ho un problema, vado a un convegno, si parla di tot cosa, mi tiro giù i nomi di specialisti o la clinica specialistica che fa
che fa questa cosa e dopo mi recco lì a sentire se riescono a sollevarmi il problema, perché dopo, quando il problema è molto grave, c'è anche il rischio di non ritorno al benessere fisico, alla qualità che si aveva prima di vita. Però bisogna sempre continuare a lottare, andare avanti, perché finché c'è scienza e ricerca c'è sempre speranza. O sbaglio, Francesca? Prego. Secondo me sì, se posso dire, secondo me uno dei problemi che abbiamo in Italia è educativo, nel senso che chiaramente il nostro lavoro può avere diverse applicazioni, cioè può essere utilizzato dal super sportivo per migliorare la performance, per correggere il dolore o comunque far rientrare una problematica di dolore, ma noi come tendenza culturale in Italia abbiamo sempre che arriva il dolore e allora decido cosa fare, mentre in realtà questa è una cosa un po' italiana, perché in alcuni stati su questo si sta facendo un po' meglio. Noi abbiamo un'attività che si sviluppa anche in Giappone, in Corea del Sud, quindi abbiamo magari affinità anche con altre realtà dove l'aspetto preventivo da parte dello Stato ed educativo sulla prevenzione è completamente differente. Parlavamo l'altro giorno, in Brasile ci sono palazzi in cui al primo piano del palazzo ci sono sale dove un'ora al giorno si fa postura, arrivano dei posturologi piuttosto che delle persone esperte in movimento e fanno fare esercizio a tutto il palazzo, cioè l'aspetto preventivo. Noi adesso stiamo sviluppando magari dei progetti anche per i bimbi nelle scuole, dove... Vediamo anche le foto per cortesia che ha mandato Francesca Gasparini con appunto Fabio Orazzi, che così le commentiamo anche. Prego, prego Francesca. Sì, cioè ovviamente quando si parla di esercizio fisico noi molte volte le persone si spaventano perché dicono oddio, io non sono in grado con 1000 dolori o 1000 cose di fare esercizi complessi, ma la particolarità del nostro modo di lavorare è che l'esercizio lo costruiamo su di te. Costruendolo su di te, noi abbiamo clienti che vanno dai 5 anni ai 92, quindi chiaramente chiunque di noi a margine, o per la prevenzione, che chiaramente come dicevamo è sempre meglio, cioè l'idea sarebbe costruire a monte un'impalcatura che a livello proprio culturale ti insegni a muoverti bene, perché tutto sommato noi nella vita di tutti i giorni, anche io e te mentre parliamo, ci chiudiamo in avanti, perché la vita di relazione è in avanti, gli occhi guardano avanti, tutti ci muoviamo in avanti, quindi tendiamo tutti sempre a chiuderci, no? Se noi non iniziamo a spiegare al corpo che si può anche aprire, che si possono anche attivare altri muscoli rispetto a quelli che magari vengono sfruttati di più rispetto... Che conosciamo magari. Esatto. Quindi evitiamo magari di fare quello che ad oggi in Italia si fa di più, cioè aspetto il problema, arriva il problema e poi cerco di trovare una soluzione, ma in realtà di problemi ne avremo molti meno. Ci sono alcuni medici, dico io, illuminati, che piuttosto che operare subito dicono aspetta un attimo, magari cerco di capire se il corpo è pronto anche ad accettare un intervento. Bravissimo. Perché molte volte si opera, ma si opera su un corpo che il suo problema non l'ha risolto, quindi magari crea un altro problema. Infatti quante volte succede che arriva la persona che si è operata, magari subito sta un po' meglio e dopo torna a stare peggio, magari da un'altra parte, e dicono il medico mi ha detto che è normale. Non è normale, perché in realtà tu sei intervenuto su una conseguenza, non su una causa, quindi ovviamente il corpo è intelligente, ha spostato la conseguenza. Allora Fabio Orazzi, controllare il dolore, si può controllare anche il dolore? Grazie proprio anche alla vostra bravura, diciamo, anche a livello psicologico, cioè ti devi concentrare, ti devi impegnare, però si può fare, prego. Assolutamente, ringrazio della domanda perché vengo proprio da una conferenza dove ho parlato del dolore pochi giorni fa, quindi la domanda che non l'avevo scritta, E quindi assolutamente sì, perché il dolore è una forma di percezione, quindi il dolore può essere controllato, percepito, modulato, okay? E noi abbiamo una grossa, normalmente questa modulazione si fa attraverso i farmaci, però noi abbiamo una grossa arma che è l'attività fisica e l'esercizio fisico, come abbiamo detto. Non solo, la differenza che noi tendiamo a portare avanti è che l'esercizio fisico deve essere fatto in funzione della dinamica. Noi siamo un corpo che si muove, quindi se noi prendiamo i farmaci, stiamo fermi, il dolore si abitua a quella forma di sedentarietà.
Quindi il nostro corpo deve essere in grado di poter svolgere le sue funzioni non solo quando si sta seduti, ma quando anche ci si muove. Noi magari ci sono persone che sono allettate, come abbiamo visto prima, e noi lavoriamo molto attraverso anche la congiunzione con i vari specialisti, fisioterapisti, sul pavimento pelvico. Perché il corpo, diceva Marco. Che diceva Marco, assolutamente. Perché il nostro compito non è quello di lavorare sul pavimento pelvico, ma di riprogrammare uno stato di benessere del corpo affinché il pavimento pelvico possa funzionare correttamente, e questo lo si fa attraverso appunto la modulazione anche del dolore, che non è solo il dolore quello che noi percepiamo come aia mi sono fatto male, ma è anche quel fastidio latente, no? Quei micro dolorini, oggi ho un po' di dolore alla spalla. Allora spieghiamo per i diversamente giovani, perché vedi quello che a me interessa, Fabio, è anche che a casa riescono a capire, perché uno ha detto i lavori riesce a capire, ma a casa qualcuno chiederà diversamente cos'è il pavimento pelvico. Vogliamo anche parlarne, perché bisogna anche iniziare a parlare, a spiegare, per far capire bene l'importanza di quello che si dice. Prego. Assolutamente, il pavimento pelvico è una quarta parete dell'addominale. Noi abbiamo, diciamo, la regione addominale del nostro corpo che funge un pochettino i muscoli che sono su questa parete fungono un po' da contenitore. Noi abbiamo la parete addominale vera e propria, il six pack come lo definiscono i più amanti del fitness, ma in realtà abbiamo una stratificazione di tanti muscoli, okay? Di 4-5 stratificazioni, si parla fino ad arrivare addirittura ad azioni non più solo muscolari, ma anche solo quasi di pellicole di cellophane, okay? Pellicole che rivestono leggerissime, ma che hanno una funzione altamente importante sia dal punto di vista di assorbimento e di contenimento, sia dal punto di vista appunto di percezione, quindi anche di recezione dei dolori di tutti gli organi interni. Quindi il pavimento pelvico non è altro che questa parete nella sua forma più bassa, quindi nella parte inferiore di questo quadrato, no? Lo potremmo definire, okay? Che va a connettersi molto con la parte vescicale, con la parte di tutti gli organi interni ed esterni, maschili e femminili, perché in quel caso siamo... Giustamente. Allora, sentiamo anche Marco Toresani, vediamo questa locandina, perché so che Marco punta molto, sabato prossimo ci sarà questo evento. Ecco, l'importanza anche di conoscere, Marco, di capire, ecco, anche queste trasmissioni che aiutano anche a portarvi in trasmissione e far capire che tutto può essere migliorato. L'importante è anche capire che ci siete, di conoscere che non sempre il medico indirizza alle persone giuste, perché bisogna dire anche quello, fortunatamente ancora avere il medico, perché bisogna dire anche questo, aggiungiamo. Prego Marco, allora vediamo anche la locandina e spiega cosa succederà sabato, prego. Sai che il 28 e 29 giugno a Padova, come in tante altre città italiane, viene svolto la giornata mondiale dell'incontinenza. E allora in ospedale a Padova il 28 giugno faremo col centro di incontinenza dalle 8:30 alle 10:30, faremo porte aperte al centro di incontinenza, che consiste di dare corretta informazione alla cittadinanza come il personale sanitario prende in carico questi pazienti che vengono per la prima visita, e così vengono gestiti dal centro. Invece a sabato, davanti al comune Palazzo Moroni e il comune di Padova, facciamo un convegno sulle problematiche dell'incontinenza a livello urologico e anche a altre problematiche dell'incontinenza. Lì abbiamo i specialisti dell'urologia. Però sempre in quell'ambito lì faremo il camper delle associazioni in collaborazione con l'associazione Medici in Strada, che daremo corretta informazione per accedere ai servizi, accedere all'associazione, cos'è che fa l'associazione, e in contemporanea faremo la promozione, promuoviamo la prima edizione di questo libro.
che è stato edito da Piazza Editore qui e sono stati raccolti più di 120, Lo 130. facciamo vedere, ce l'hai là il libro? No, perché è in stampa ancora, ok, purtroppo. va bene. Ascolta Marco, ma soprattutto l'importanza delle parole che tu hai detto quando sei venuto ospite anche in trasmissione, che una volta ti sentivi emarginato anche nel lavoro, ecco, avevi veramente dei grossi problemi, un po' alla volta, però anche parlandone, mettendo a conoscenza, anche spostarvi nelle piazze, far capire l'importanza di parlare, di conoscere. È molto migliorata la tua qualità di vita e delle persone come te. Prego. Io penso di sì, perché prima eravamo un po' nascosti, le associazioni non erano conosciute, le aziende sanitarie non volevano all'inizio, ancora un po' d'anni fa, non volevano collaborare con le associazioni di pazienti. Però adesso che abbiamo tirato un po' le fila, che i numeri sono un po' elevati di questo problema di salute, ci facciamo conoscere, ci sono collaborazioni con dei fantastici medici, urologi, infermieri, staff medico, allora lì le aziende sanitarie collaborano con le associazioni. Perché? Perché le associazioni raccolgono tutti i problemi del territorio, di servizi, problemi, eccetera, e li portano all'ordine del giorno al specialista, e col specialista ci fa un piano per il territorio, che riusciamo anche a capire dove ci sono più problemi, meno problemi, e così si affronta la problematica dell'incontinenza territoriale. E questo qui è un grande passo avanti, perché prima l'incontinenza, chi avevano queste patologie erano nascoste, invece adesso sono all'ordine del giorno, perché non è solo la mia patologia che ha incontinenza, ci sono altre patologie infiammatorie che creano incontinenza, ad esempio anche il morbo di Crohn crea un'incontinenza intestinale, perché a volte devono mettere sta benedetta stomia per risolvere il problema, o c'è la colite ulcerosa, o c'è la fibromialgia che porta incontinenza. Allora tra queste cose, la ginnastica, la riabilitazione, eccetera, le aziende sanitarie ci ascoltano, finalmente ci ascoltano. Allora sentiamo anche come commenta Francesca Gasparini le parole di Marco Toresan, ecco queste due, ecco, trovare l'armonia tra quella che è la malattia e quello che si può fare per alleviare il dolore, per non sentirsi emarginati, tante cose, ma bisogna trovare un'armonia poi. Prego. Sì, io direi che fondamentalmente bisogna intanto essere consapevoli che qualunque condizione ha un margine di miglioramento, che è un aspetto che molto spesso nelle persone che hanno determinate problematiche non vedi. E qui mi ricollego con quello che dicevi tu all'inizio, che è giustissimo, cioè anche l'aspetto psicologico è determinante, perché quando arriva una persona, al di là che devi spiegargli e fargli vivere sulla propria pelle il fatto che può stare meglio, anche a livello emotivo diventa una gestione importante. Io stessa ho iniziato questo lavoro perché ho avuto problematiche fisiche che non sono riuscita a risolvere in alcun modo, e sono stata vista da specialisti all'estero, in Italia, piuttosto che in Svizzera, a New York, e non riuscivo a trovare una soluzione, e a livello emotivo rivolgermi a specialisti che non sapevano trovarmi soluzioni mi ha messo in una condizione. Ti sei rimboccata le maniche e hai detto adesso voglio vedere io se riesco a avere una risposta. Però bisogna avere quella cosa lì, cioè bisogna mettersi lì e trovare, non tutte le persone partono mettendosi agguerrite o perché hanno uno storico diverso o perché hanno un carattere diverso, però tutte allo stesso modo hanno un margine di miglioramento, e noi abbiamo secondo me il diritto di cercare il più possibile di fargli raggiungere quel margine al meglio che si può. Quindi vedete che quanto illuminata è anche Francesca, perché la mia domanda era: come mai ti sei appassionata di kinesiologia? E lei ha risposto ancora prima della mia domanda. Grazie, perché Mirella ha capito dove volevo arrivare, perché c'è un dunque quando uno parte, poi lo chiederemo anche a Fabio Orazzi. Prima sentiamo Sandra da Padova. Vai Sandra. Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno agli magnifici ospiti. Ho ascoltato con molta attenzione
tutti e tre, perché hanno dato delle informazioni importantissime. Io volevo chiedere una cosa, non ho fatto a tempo a vedere sabato qui a Padova, a Palazzo Moroni, la data per il signore che è in collegamento. E un'altra cosa, quel tipo di ginnastica lì è privato, si deve pagare o è finanziato per chi ha più di 70 anni, nel mio caso? Giusto. Cioè, volevo sapere un po' se a Padova esiste questa ginnastica. Io sono un'ex sportiva, adesso cammino molto, però ultimamente un po' per cose familiari non riesco neanche, però magari un'ora la trovo per fare sta roba, perché per me la ginnastica vuol dire essere sani. Io ho fatto tutti gli esami, un check-up, anche l'addome, e per fortuna non ho il Va tutto bene. no. Grazie Va Sandra, tutto ti bene. risponderemo subito. La locandina era per sabato 29 giugno, ma poi te lo ridirà bene e rivedremo ancora la locandina, perché è importante. Capite quanto importante è appunto avere anche un'informazione corretta di quello che succede. A mio avviso dovresti mandare, lo dico a tutti, Marco, a casa, come si faceva una volta, il bigliettino, perché anche i diversamente giovani ma a volte non vedono, perché sono cose importanti, famosi foglietti. Invece della pubblicità, pubblicizzare proprio queste cose importanti che avvengono nel territorio. Se non c'eri questa mattina, vedi, Sandra ad esempio non lo sapeva, ecco, perché magari non tutti vedono, leggono. Allora sentiamo proprio anche Fabio Orazzi, la sua passione, poi rispondiamo anche a Sandra, prego. Certo. Allora, anch'io vengo dal nuoto e come tutti gli sportivi mi è stato inculcato per vincere devi soffrire, devi avere un corpo, devi rompere il tuo corpo fondamentalmente. In realtà non è così. Quando poi con l'università ho scoperto che c'è tutta una branca dell'attività fisica di prevenzione, e quando poi abbiamo scoperto questo metodo che ha ideato un italiano, Vincenzo Canali, che è stato allenatore della ginnastica artistica nazionale per tanti anni, e proprio dallo sport di alto livello si è arrivati a capire che non è vero che il corpo debba essere massacrato, anzi si può svolgere attività ad altissimo livello. Noi abbiamo anche nei campionati europei che sono stati appena svolti e che sono state vinte tante medaglie, la Sara Fantini, una per dirne tanti, lavora con il nostro metodo. Cioè l'attività agonistica non impedisce? Non impedisce perché? Perché c'è alla base un'azione di prevenzione, c'è alla base una sorta di miglioramento delle statistiche iniziali del corpo, che permette anche a un atleta professionista di svolgere il suo lavoro, perché un lavoro si tratta, al meglio delle sue possibilità e senza infortunarsi. Allora guardiamo anche i costi, perché Sandra giustamente dice io vorrei anche farle, magari tante Sandre, ma cosa comporta? Ho delle agevolazioni? Francesca? Allora, sicuramente per quanto riguarda le agevolazioni, noi siamo tutti professionisti privati, certo. ma in realtà ci sono o alcune assicurazioni, e lì bisogna vedere assicurazione per assicurazione, che coprono il nostro servizio, ci sono welfare aziendali che coprono il nostro servizio, e ci sono anche in realtà le prescrizioni mediche specialistiche, perché lo specialista quindi può prescrivere, se prescrive ginnastica posturale, ginnastica correttiva, piuttosto che rieducazione funzionale, quando vai a fare la visita in realtà è scaricabile come prestazione. Quindi in linea generale siamo tutti professionisti, ma c'è poi la possibilità di trovare delle formule più convenienti che lo rendano anche un po' più fruibile. Chiaramente noi facciamo un lavoro molto specifico, quindi tendenzialmente lavoriamo molto uno a uno, lavoriamo anche su piccoli gruppi di persone che magari hanno già cognizione di come si lavora sul proprio corpo, che si sanno ascoltare tutto, quindi è un lavoro molto specifico. Però c'è la possibilità ad oggi, per fortuna, di farlo anche in modo un po' più fruibile, ecco.
un po' adatto a tutti se uno vuole. Una cosa, Francesca, qual è la parte del corpo che è sempre più interessata, dove richiede più il vostro aiuto? Allora, tantissime. Tantissime, è chiaro che mal di dolori a schiena piuttosto che collo, spalle, ginocchia, molto anche le anche, o anche dolori, prima parlavamo di fibromialgia, no? Tutti quei dolori un po' articolari diffusi che non si capisce da dove vengono, ma ci sono, e ovviamente vanno a ledere un po' la qualità di vita delle persone, no? Quindi in realtà tantissimi, mi verrebbe da risponderti. Forse cosa dici? Mal di schiena? Ma quello diciamo che ha un punteggio più alto? Sì, probabilmente sì. Mal di schiena, perché anche la vita sedentaria. Infatti ho anche cardiologi, cardiochirurghi, tutti quanti, movimento, 20 minuti al giorno, non serve fare chissà cosa, movimento è fondamentale. Ecco, la vita sedentaria crea grossi problemi, cosa dici? Ecco, una cosa Fabio? importante da dichiarare, perché va dichiarata, che spesso le persone hanno mal di schiena e imputano questo dolore alle ernie. In realtà non è vero, il 95%, poi a seconda degli studi, 95-94% delle ernie o protusioni, che le protusioni sono semplicemente delle ernie un po' meno invasive, sono asintomatiche, cioè non danno dolore. Quindi il colpevole da ricercare è un'azione o traumatica, perché magari uno ha avuto un incidente e allora lì va bene, o dal punto di vista meccanico, cioè io ho un corpo che non ce la fa gestire il carico, che siamo seduti in piedi, che ci muoviamo o non ci muoviamo, questo carico va a creare una sorta di compressione che porta al dolore. Comprimo oggi, comprimo domani, arriva l'ernia, ma l'ernia è l'ultimo pezzo del puzzle, non è il primo, quindi spesso tanti vanno anche a fare le radiografie o le risonanze e dicono ho dolore perché ho l'ernia. È esattamente il contrario, ho l'ernia perché ho il dolore. Quindi se noi agiamo dal punto di vista preventivo, già quando ho dei piccoli segnali di dolore, non solo per forza alla schiena, ma magari al collo, alla spalla, ho una caviglia che mi dà un po' di problemi, quella caviglia mi potrebbe poi portare nel tempo, ovviamente non nel giro di mesi ma anche nel giro di anni, ad avere un'ernia, ma bisogna farlo sapere, altrimenti ho il dolorino, prendo il mio antinfiammatorio. La prevenzione. Allora rivediamo la locandina, che così Marco Torresà la spiega alla nostra Sandra, a quelli che magari non hanno bene capito il giorno, l'ora e cosa si fa. Vai Marco. Allora Palazzo Moroni, sabato 29 giugno in sala anziani dalle 10 alle 12:30 circa verrà svolto questo convegno sulle problematiche dell'incontinenza e continenza. Cos'è la continenza? È quando uno non riesce più a urinare, e lì ci sono i specialisti dell'urologia diretta dal professor Dalmoro che spiegheranno come risolvere un po' la situazione. E sempre in quell'ambito lì presentiamo la prima edizione del libro Le nostre storie, la mia vita, la mia forza, un nuovo inizio. Sono tutti racconti di familiari o persone che hanno avuto il cancro alla vescica, il cancro all'intestino o a malattie infiammatorie, in cui sono diventati o hanno problemi di incontinenza o hanno l'astomia. Però anche la bellezza del libro è che anche i familiari che hanno vissuto questa problematica di salute hanno raccontato la sua esperienza in questo libro. Allora, un'altra cosa, grazie Marco, abbiamo anche spiegato bene questo importante evento che sarà fatto il 29 di giugno a Padova. Quello che vorrei chiedere a Francesca Gasparini invece, ad esempio, l'emicrania. Ecco, l'emicrania, c'è anche questo tormento che purtroppo noi non abbiamo neanche idea di quante persone soffrono, persone che si devono chiudere nelle stanze, non riescono a vedere neanche un filo di luce, se la kinesiologia può aiutare. Allora, assolutamente sì. Noi abbiamo diversi clienti che soffrono di queste problematiche, che le hanno drasticamente migliorate, perché l'emicrania
può avere diverse concause, no? Una di queste è sicuramente miotensiva, cioè quando il corpo non è in equilibrio, come diceva prima Fabio, no? Cioè, se c'è qualcosa a livello meccanico che non funziona, ovviamente la tensione non si scarica in modo uniforme in tutta la struttura, ma si creano dei punti di tensione maggiore, no? Per dirla in modo molto semplice. E l'emicrania rientra proprio a volte in questa casistica, quindi molto spesso riequilibrando un sistema, dove per sistema è il nostro corpo ovviamente, si vanno anche a risolvere molte problematiche di dolore di questo tipo. E lo si fanno spesso senza farmaci, perché immagino qualcosina ti sarà capitato di sentire, ma tendenzialmente molte di queste problematiche vengono curate a livello farmacologico. Quindi spesso troviamo persone che vengono con il dolore alla pianta del piede, una luce valgo, un'emicrania, una cosa del genere, magari anche lavorando su qualcos'altro, perché magari, come diceva Fabio prima, il problema era sulla spalla, è sull'anca o è da un'altra parte, quindi anche senza accanirsi sul punto di dolore, che secondo me è una cosa importantissima, perché ci permette di lavorare anche, non cioè anche quando la persona ha dolore, no? Perché io ho male al collo, ma non necessariamente devo lavorare sul collo, no? Cioè posso iniziare a dare vantaggi al dolore al collo, al dolore alla testa, magari lavorando su qualcos'altro. Quindi anche lavorando su un sistema che ha dolore, ma non necessariamente sul punto di dolore, così come per tante altre cose, anche con l'emicrania noi spesso troviamo percorsi molto positivi a riguardo. Quindi sì. È molto importante, ti ringrazio Francesca di averlo detto, perché appunto avendo avuto questi ospiti che soffrono di queste patologie, sono patologie veramente invalidanti a volte, che creano dei problemi, non riescono neppure ad andare a lavorare, era giusto capire ecco cosa si può fare. Siccome giustamente Francesca e Fabio hanno spiegato che ci sono dei costi anche importanti, però c'è anche la possibilità di trovare anche delle soluzioni, perché giustamente se si informa bene si possono trovare anche delle soluzioni alternative, ma che hanno un ottimo effetto. Questo è quello che almeno ho capito dalle vostre parole. Un'altra cosa, Fabio, che volevo chiedere, ecco, voi siete giovani, come mai siete così intrigati? Cosa vedete nel nostro mondo? Ci sono giovani che veramente si appassionano, hanno voglia di intraprendere questi percorsi, ecco, questi studi, prego. Allora sì, ci sono tanti giovani interessati, non abbastanza, perché noi ad oggi è vero che questa è una metodologia e comunque un modo di pensare, di ragionare un po' innovativo, però è anche vero che si parla di queste cose già da tanto tempo e noi ad oggi abbiamo bisogno di sempre più persone che la pensino così nel nostro settore, ma anche negli altri settori. Come diceva Francesca, per noi è importante il lavoro di equip. Non serve, noi abbiamo bisogno di rapportarci con un medico che non è interventista appunto, ma che possa avere una veduta oltre all'intervento, non perché l'intervento non serva, ma oltre all'intervento anche da un punto di vista preventivo, rieducativo, come un fisioterapista, come un osteopata, come un farmacista, come tutte quelle figure al mondo associate, come un personal trainer. Noi lavoriamo anche con il settore fitness, proprio perché tante persone si approcciano al fitness dopo anni di sedentarietà e non possono magari permettersi un approccio molto invasivo, molto cruento, ma hanno bisogno di un riallineamento, no? Hanno bisogno di un percorso che li riavvicini anche allo sport che in quel momento vogliono provare a fare. Quindi è importante avere una comunicazione ed è importante che ci siano tanti giovani, ma di tutte le discipline, che si appassionino a questo modo di ragionare, diciamo, olistico, cioè che vede il corpo a 360 gradi e non come singoli punti che debbono essere lavorati singolarmente, appunto. Un'altra cosa, Fabio, non è che forse, ecco, ci sono anche questi studi di estetiste con questi massaggi che veramente non sai se veramente sono all'altezza di fare queste cose, perché cioè quando tu massaggi bisogna anche capire molto bene che il massaggio può far bene, ma se sbagli può fare anche molto male. Non è che ci sia anche un po'
troppa apertura, tutti possono fare tutto, invece sul corpo umano, che è una macchina perfetta e che deve essere veramente, prima di essere immassaggiata, deve essere molto conosciuta, perché mi sembra che ci sia tanta apertura, fate tutto, non c'è nessun problema, invece il massaggio è una cosa seria. D'accordissimo, infatti quello che noi diciamo sono due le cose. Uno, non vi fidate nemmeno di noi, cioè andate sempre a ricercare le fonti di quello che viene detto o la professionalità a cui voi vi rivolgete, perché ci sono sicuramente estetiste come altre professioni di massaggiatore altamente professionali, okay? Come ci sono scuole e o persone che si improvvisano. Quello che purtroppo lo Stato in questo momento ci tutela un po' meno, perché la liberalizzazione ha fatto sì che ci siano tante figure anche dal punto di vista del fitness che non perché non siano brave di competenze, ma perché se uno non ha una laurea serve non per avere la competenza specifica, ma per avere una visione d'insieme che ti permette poi di avere una competenza specifica. Quindi il nostro lavoro, noi abbiamo adesso un percorso anche di formazione di cui noi facciamo parte, che prevede che si abbia la laurea per fare questo tipo di lavoro, perché mettere, come hai detto, le mani sulla persona, per quanto noi non mettiamo le mani su una persona, ma noi facciamo assistenze, diamo degli esercizi, ma è come massaggiare. Quindi il massaggio può essere un valido aiuto, come tutto può essere un valido aiuto, ma deve essere fatto assolutamente da persone competenti. E l'unico modo per avere la certezza è quello di chiedere. Quando andate in un centro, quando andate in qualsiasi negozio, chiedere: che studi avete fatto? Sei professionalizzato? Capito? Bisogna stare molto attenti, perché guardate che è una macchina perfetta e basta un momento, ecco, un massaggio sbagliato. Il massaggio non deve essere doloroso, il massaggio assolutamente, ma soprattutto capire a chi ti rivolgi. Allora, un'altra cosa che volevo chiedere invece a Francesca Gasparini, questa kinesiologia abbinata anche alla riabilitazione, ad esempio, quanto importante è? Allora, è importante, ma ti dirò una cosa, Mirella, secondo me la riabilitazione dell'intervento inizia prima. Nel senso che molte volte viene fatto l'intervento, ma il tuo corpo, che si parlava prima, non è pronto. È pronto a ricevere l'intervento, perché posto che in alcuni casi l'intervento va fatto, quindi va benissimo, ma in quei casi lì, no? Cioè tu immaginati banalmente, no? Io ho male al ginocchio destro perché ho una problematica sull'anca sinistra. Il mio ginocchio destro arriva al punto in cui va operato e io opero il mio ginocchio, ma io non ho risolto il problema dell'anca sinistra. Quindi mi trovo un corpo che comunque non è pronto a ricevere quell'intervento. In questo senso la riabilitazione dovrebbe iniziare prima. Noi su tante problematiche anche di alluce valgo, piede piatto, ginocchia valghe, andiamo a lavorare da prima. Quindi la rieducazione, la riabilitazione inizia nel costruire un corpo che è pronto a ricevere un intervento. Perciò anche nelle scuole? Assolutamente sì. Dopodiché nella fase ovviamente post-intervento diventa assolutamente fondamentale allo stesso modo, perché io devo creare un corpo che non riceverà altri interventi, perché molte volte si dice è normale che ci sia la recidiva, ma non è normale che ci sia la recidiva, no? Come prima parlavamo degli atleti. Ci sono studi che dicono che la maggior parte degli atleti finisce la carriera ed ha dolori, infortuni, e quindi è normale. No, che non è normale, perché se viene fatto un lavoro alla fine lo sport è, o noi, no, che ci muoviamo, noi stiamo utilizzando una macchina. Ovviamente lo sportivo è una macchina che invece che i 60 km/h fa i 120, quindi è una macchina che viene usata molto, quindi ha bisogno di molta manutenzione. Se questa manutenzione non c'è, questo lavoro sulla struttura non c'è, ovviamente la macchina si rompe, ma non perché è normale che si rompa, perché una volta rotta è manutenzione. sempre più difficile ripararla. Esatto. Questa è la verità. Allora io ringrazio tantissimo di essere stata con noi Francesca Gasparini, con Fabio Orazzi, abbiamo parlato di kinesiologia.
posturologi loro, perciò avete capito l'importanza di quello che hanno detto. Sentiamo come ci saluta Marco Torresà. Marco, come ci saluti? Beh, tanto vi ringrazio ancora che mi avete convocato nella trasmissione e chi vuole vi aspettiamo sabato 29 davanti Palazzo Moroni. A che ora? Dalle 10 alle 13. Abbiamo detto tutto, grazie ai miei ospiti, pubblicità. Allora, noi stiamo vedendo un qualcosa di stupendo, è una cosa bellissima, è l'osservatorio astronomico che abbiamo la fortuna di avere, e presento anche gli ospiti. Abbiamo il dottor Paolo Ochner, appunto astronomo, che ci ha mandato queste bellissime immagini, poi le spiegheremo, e saluto anche il professor Matteo Criveler, docente all'Istituto Max Planck di Treviso, che anche lui ha portato delle immagini che poi vedremo, questo viaggio in America dove è andato il professor Matteo Criveler e ci spiegherà. Però vorrei partire proprio col dottor Ochner. Allora vediamo queste immagini, le rivediamo così le spiega anche il professor Ochner anche su questi fenomeni astronomici. Cosa sta succedendo, dottor Ochner? Allora, buongiorno a tutti e a tutte dall'Osservatorio Astrofisico di Asiago che vedete nelle immagini. Io sono proprio qui negli uffici dell'osservatorio. Oggi ho 2 appuntamenti per il pubblico alle 16 e alle 21, quindi sempre grande affluenza con l'osservatorio, e poi stiamo sempre a osservare, in questo periodo stiamo osservando 2 supernova, cioè 2 stelle che sono esplose in galassie lontane, e poi stiamo anche osservando il Sole, visto che è molto attivo e ha provocato anche la grande aurora boreale del 10 di maggio. Allora, dottor Ochner, io proprio l'altro giorno ho avuto ospite un ragazzo che ha scoperto una stella variabile, e devo dire la verità, è stata una cosa bellissima per capire quanto importante è l'osservatorio, perché questo ragazzo ha spiegato che se lui non avesse mai fatto questo bellissimo incontro con l'osservatorio, mai poi mai avrebbe immaginato di diventare ricercatore e soprattutto scoprire una stella variabile. Ecco, questo osservatorio che per lui è stato fondamentale. Lui ha detto non è la stessa cosa vedere al microscopio su Google, vedere invece con mano, toccare con mano cos'è un microscopio e guardare. Cosa vuole dire? La scoperta è stata fatta all'osservatorio Marsec a Marana, quindi è qui vicino a noi. Sono stato proprio tempo fa a fare una conferenza sulle comete, fanno un lavoro ottimo e appunto coinvolgono anche gli studenti in queste attività di ricerca. Quindi le stelle variabili sono stelle che per qualche motivo hanno delle variazioni, quindi noi siamo fortunati viceversa che abbiamo una stella che è molto stabile, altrimenti continuerebbe a cambiare la temperatura della Terra e quindi non sarebbe possibile la vita. Però per noi sono interessanti le stelle che per qualche motivo variano, possono essere stelle che pulsano, possono essere stelle doppie. In particolare qui ad Asiago studiamo le stelle simbiotiche, cioè le stelle che si scambiano materia e possono anche esplodere, ad esempio con il fenomeno di nova. Infatti stiamo attendendo l'esplosione di Tychon Borealis, che è una stella che è esplosa anche nel 1946, è una nova ricorrente, cioè ogni 80 anni esplode, quindi stiamo aspettando l'unica occasione che abbiamo per chi ha la mia età di vedere appunto questa esplosione, durante la quale si renderà visibile a occhio nudo per 2 notti, e quindi bisogna essere pronti per fare le osservazioni e speriamo che nel frattempo anche il meteo si stabilizzi, perché ultimamente abbiamo osservato ben poco. Allora, dottor Ochner, quello che però è importante capire, lei ha detto per fortuna che c'è questa stella che è fissa, non è molto variabile, sennò il clima cambierebbe. Ecco, l'influenza delle stelle, prego. Ma il Sole è la stella più vicina a noi ed è l'unica stella che riesce a influenzarci, perché le stelle sono talmente lontane che appaiono appunto come dei debolissimi puntini luminosi, mentre il Sole sta andando verso la fase di massima attività magnetica che avviene ogni 11 anni e che sarà l'anno prossimo. Quindi è per questo che ci sono in questo periodo molte aurore boreali visibili anche dalle nostre latitudini.
Un tempo, quando non c'era tutto questo inquinamento luminoso, era possibile vedere le aurore anche dalla città. Purtroppo adesso bisogna spostarsi. Ad esempio c'era moltissima gente sul Monte Grappa la sera dell'11 per sperare appunto di rivedere l'aurora. Purtroppo le particelle arrivate dal Sole, che sono quelle che provocano l'aurora, sono calate proprio il pomeriggio dell'11, quindi quella sera si è visto poco, mentre la sera del 10 è stata veramente spettacolare, purtroppo tra le nuvole, perché la serata non era bellissima e quindi bisogna attendere appunto uno spazio di sereno per vedere lo spettacolo. Allora io in questa occasione l'ho tenuti proprio per adesso questi saluti che voglio fare a una stella. È una nonna, questa stella meravigliosa che ho avuto ieri la fortuna di conoscere il figlio, nonna Elena, che è quasi centenaria, pensate, che è una nostra fan, ci guarda sempre, perciò io saluto questa stella luminosa che è nonna Elena, che penso gradisca molto questi saluti perché oggi o domani sarà il suo compleanno, perciò tanti saluti e tanti auguri, stella meravigliosa che sei tu Elena, e veramente grazie di esistere, perché se siamo diventati così grandi e belli è merito anche di queste persone che ci hanno insegnato molto. Cosa dice professor Criveler? Queste stelle che abbiamo nella terra, che forse anche i giovani deve rispettare, non tutti, ma quelli che non riescono a comportarsi bene, anche con queste truffe che fanno a questi diversamente giovani, solo nominare il figlio, il nipote, svuotano tutti i cassetti, portano tutto. Ecco, cos'è il rispetto per un giovane? Lei, professore, è un docente dell'Istituto Max Planck, ma soprattutto i valori che anche la famiglia riesce a dare e crescere poi veramente con la spina dorsale dritta e sapere cosa vuol dire rispetto anche quando si gira il mondo, si incontrano altre realtà. Prego. Beh, intanto buongiorno a tutti, grazie Mirella dell'invito, è sempre un piacere essere qui in trasmissione. Sicuramente il tema del rispetto è un tema molto attuale, molto importante. Con le famiglie lavoriamo molto a scuola, il rapporto con lo studente va appunto a costruirsi anche con il dialogo con la famiglia, che deve essere costante, deve essere presente e anche e soprattutto diciamo così sensibilizzato il tema del rispetto. Ha detto bene prima il rispetto verso anche le persone che hanno fatto la storia del nostro paese, persone che hanno vissuto e che stanno raggiungendo traguardi importanti anche grazie insomma, al tenore di vita che siamo riusciti ad ottenere e che quindi possono raggiungere insomma, età veramente invidiabili, sul quale io credo si potrebbe mettere la firma per arrivare insomma, a questa età con una mente brillante e con un'attività fisica insomma, anche importante e autosufficiente. Sicuramente poi quando si gira il mondo, io ho avuto la fortuna appunto di essere appena rientrato dall'America. Vediamo anche le foto per cortesia, così cerchiamo anche di far capire l'importanza anche di questi viaggi, di questi ragazzi, cosa portano a casa. Vediamo anche le foto, prego. Ecco, io sì, ho portato appunto un paio di foto di gruppo, siamo stati con un gruppo di 26 ragazzi, con anche alcuni colleghi, con la professoressa Di Sarò che è la coordinatrice del progetto di robotica dell'Istituto Planck, e veramente abbiamo toccato con mano cosa significa essere a contatto con il mondo. Eravamo in mezzo a 108 nazioni diverse, quindi veramente il mondo a portata di mano. Guardate che belli i nostri ragazzi. Eccoci qua. E veramente il rispetto sempre di più è una cosa fondamentale, a partire dalla comunicazione verbale e non, perché ormai sempre di più diamo uno sguardo anche a quelli che sono gli atteggiamenti, come ci poniamo, la gestualità che magari noi italiani siamo un po' famosi all'estero per avere, ma sicuramente fa tutto parte e rientra nella sfera diciamo così della conoscenza dell'altro, della cultura, del rispetto appunto e anche di scoprire insomma qualcosa di nuovo. Questa foto cosa vuol dire? Ecco, allora questa è un'immagine che ritrae due campi di robotica sul quale abbiamo gareggiato ottenendo il 3° posto mondiale, e qui in particolare vediamo alcuni membri del team che stanno manipolando dei robot costruiti interamente di pezzi Lego e che appunto si devono muovere in autonomia, programmati per svolgere alcune missioni e ottenere insomma sempre più punteggi. In questo momento si trovavano all'interno di un college a Worcester, vicino Boston, ed è stato veramente qualcosa di spettacolare. Poi insomma gli americani sono molto bravi a fare show, quindi veramente è stata un'esperienza indimenticabile e credo lo sarà anche per i ragazzi. Lei è tutto grande. Un'altra cosa, professor Crivelei, che volevo chiederle,
Ma questa intelligenza artificiale, abbiamo sentito ieri il Papa che è andato in G7 proprio nel settore di intelligenza artificiale, dove ha detto una cosa meravigliosa, ma dobbiamo stare anche molto attenti. Ecco, lei come commenta queste parole del Papa? Perché forse ha visto più lungo di qualcun altro e ha anche paura di questa intelligenza artificiale. Allora, sicuramente l'intelligenza artificiale è uno strumento potentissimo, del quale secondo me è giusto comunque avere del riguardo, nel senso che dobbiamo stare molto attenti a come la utilizziamo, a non farci sfuggire la situazione di mano. Io ho concluso il mio anno scolastico in classe, adesso abbiamo insomma gli ultimi adempimenti di scrutini eccetera, ma in classe ho concluso con i ragazzi, avevo 2 classi prime quest'anno, ho concluso con loro con una riflessione proprio su questa tematica, sull'utilizzo di alcuni strumenti come magari chi conosce insomma ChatGPT o comunque l'intelligenza artificiale, e sull'utilizzo consapevole che dobbiamo fare della tecnologia. La tecnologia deve essere uno strumento che ci viene in supporto, ci viene in aiuto, ci può dare grandissime soddisfazioni, se vogliamo paragonarla anche alla robotica, ci ha fatto vivere delle esperienze importanti, ma dobbiamo essere sempre consapevoli del fatto che la tecnologia non deve e non può sostituirci, perché nel momento in cui veniamo completamente sostituiti dalla tecnologia, secondo me abbiamo perso come sfida, sia come esseri umani, ma anche nel ruolo che insomma ho rivestito in questi ultimi anni come insegnanti, come docenti, nel trasferire insomma ai ragazzi comunque il fatto di dover crescere come persone, e quindi sicuramente l'intelligenza artificiale è uno strumento, ripeto, potentissimo, che i ragazzi a volte così anche per divertimento rischiano di abusarne, quindi adesso siamo anche in tema di maturità, no? Quindi le classiche insomma frasi fatte che troviamo in internet eccetera devono essere però uno spunto di partenza, perché poi la riflessione deve venire da noi che abbiamo un pensiero critico e autocritico, per riuscire a sviluppare un pensiero, perché poi di fatto stiamo diventando, insomma mi ci metto in mezzo anch'io perché ho 24 anni, dei cittadini del mondo, abbiamo la possibilità e la fortuna di poter viaggiare anche in maniera relativamente semplice e veloce da una parte all'altra del pianeta. Quindi, come si diceva prima, di scoprire tantissime nuove realtà, culture, modi di pensare, e questo la tecnologia ci aiuta, ma ci deve anche ricordare la bellezza, come diceva prima anche il dottor Rockner, di magari alzare lo sguardo al cielo e godersi questi panorami che la natura ci offre in maniera strepitosa, senza magari dover pensare sempre a fare una storia su Instagram, su Facebook o a fare una fotografia, ma anche di godersi l'attimo, perché veramente stiamo vivendo dei periodi insomma anche di grande cambiamento dal punto di vista naturale, climatico, insomma la tematica è molto importante. 24 anni, professore, dottor Rockner, ha sentito il nostro professor Matteo Criveler, già insegna 24 anni, già gira il mondo, le idee molto chiare. Per lei cos'è l'intelligenza artificiale? Sentiamo l'astronomo. Io purtroppo ho più del doppio degli anni del prof, quindi sono ancora diciamo della vecchia guardia, quindi io vedo i miei studenti che la usano, mi fanno vedere, però non è una cosa che mi affascina, sinceramente ci capisco poco, quindi diciamo non ho una idea ben chiara, perché non conosco bene l'argomento sinceramente. Non è che la appassioni più di tanto, da quello che si sente, anche conoscerla di più? Ma diciamo che al momento non ne ho bisogno, quindi continuo con le mie osservazioni in modo autonomo. Allora, l'ultima osservazione che ha fatto, cosa ha vista su questo pianeta, su questo cambiamento climatico, ma soprattutto sull'inquinamento? Io mi ricordo quella volta che lei ha spiegato quel rosa bellissimo che noi vediamo, che poi è solo inquinamento. Anche i colori bisognerebbe capirli. Prego, dottor Rockner. Sì, noi diciamo abbiamo dei grossi problemi per l'inquinamento luminoso, perché purtroppo è difficile far capire che la luce va fatta in giù e non in su, e poi anche col fatto di LED che consumano poco sono state piazzate delle lampade potentissime, quindi anche se la luce è fatta in giù, col riverbero della luce si produce inquinamento luminoso, quindi veramente è difficile combattere contro questo problema, che è banale, ma comunque continuiamo in Italia a sparare in cielo ogni anno $500 miliardi di luce, quindi per tutto l'inquinamento che viene fatto, anche perché di notte non va il fotovoltaico, quindi è gran parte energia elettrica prodotta col petrolio, quindi facciamo inquinamento atmosferico e inquinamento luminoso contemporaneamente.
Dopodiché gli effetti del riscaldamento globale li stiamo vedendo notevolmente, quindi le previsioni che erano state fatte 30 anni fa, per 20 anni praticamente non è successo niente, e adesso sta succedendo tutto quello che era previsto, quindi diciamo purtroppo nulla di nuovo rispetto alle previsioni. Se poi consideriamo anche il problema della guerra, che sta creando un inquinamento pazzesco, diciamo non sono sicuramente tempi tranquilli, ecco. Senta, dottor Ocre, ci spieghi un po' appunto tutte queste bombe, queste armi nucleari, adesso si parla molto di armi nucleari, ecco, quanto forse non riusciamo, oppure non ci vogliono spiegare quanto possono danneggiare, ecco, l'intero universo. Lei ci spieghi qualcosa, perché parlano di armi nucleari come se parlassero, non so, dei bagigi, si diceva qua una volta, in chi parla dei bagigi. Ecco, forse c'è qualcuno che sta sottovalutando invece questa pericolosità di queste armi sempre più sofisticate. Prego. Allora, prima di tutto si parla appunto di queste armi nucleari tattiche appunto come fossero bagigi. In realtà vuol dire bombe come quelle di Hiroshima e Nagasaki, quindi sono deboli rispetto a quelle molto più potenti purtroppo che ci sono attualmente, ma sono potentissime in ogni caso. L'unica cosa che mi dà speranza è che finché se ne parla sicuramente non le sganceranno, perché nessuno ha avvertito quando hanno buttato giù le bombe a Hiroshima e Nagasaki, quindi diciamo finché se ne parla forse anche bene, e quando cominceranno a star zitti che inizieranno i problemi probabilmente, però penso che dovranno pensarci bene, perché si rischia una reazione a catena dalla quale non ne verremo più fuori. Come diceva Einstein, la prossima guerra dopo quella nucleare si farà con le pietre. Abbiamo Vladimiro da Rovigo. Ciao Vladimiro. Ciao Mirella, grazie dell'ospitalità. No, poco fa il tuo ospite in studio, il giovane, no? Ha detto una frase proprio giusta, che l'intelligenza artificiale, l'uomo non deve farsi sostituire completamente, ed è vero. Chiaramente, come dire, un blasfemo, un ignorante in materia, però penso che la tecnologia in senso lato, magari affinata come sta arrivando adesso, no? Uno dei campi nel quale sicuramente può dare frutti all'uomo è anche quella dell'azione dinamica, cioè dell'esplorazione, per esempio, no? È chiaro che l'uomo, se agisce nel suo ambiente naturale o se riesce a creare un ambiente buono per lui in maniera artificiale, può essere lui ad agire, ma nei casi in cui l'ambiente è impossibile per l'uomo, per esempio nell'esplorazione spaziale, la tecnologia applicata a livelli massimi, è chiaro che è l'unica, non dico l'unica, ma è una grandissima utilità per l'uomo per poter fare cose che altrimenti lui non potrebbe fare. Cioè, penso che proprio, come dire, nello spazio l'intelligenza artificiale trova al massimo una delle sue applicazioni più utili all'uomo, e penso neanche pericoloso, perché siccome che l'uomo non è adatto allo spazio, perché l'ambiente non è quello naturale della Terra, è ben difficile che sia sostituito da una tecnologia in un ambiente non suo. Ciao, grazie Mirella. Grazie Vladimiro, sentiamo come risponde il professor Criveller. Prego professore. Beh no, sicuramente l'intervento del nostro telespettatore è corretto, nel senso che la mia era un'affermazione proprio legata all'intelligenza artificiale, anche legata un po' al campo della scuola, al campo insomma delle relazioni, al campo del sociale. Sicuramente nell'ambito scientifico, di ricerca, di esplorazione, la tecnologia dà una grandissima mano, però io credo che si possa leggere in due modi, nel senso che nel momento in cui comunque noi sfruttiamo la tecnologia per raggiungere dei posti, dei luoghi dove chiaramente l'essere umano non può vivere, non può stare, o è pericoloso, penso anche per esempio a delle operazioni di recupero quando accadono delle calamità naturali, insomma comunque delle strumentazioni robotiche nel campo della medicina, eccetera. Ecco che secondo me, visto da un altro lato, è veramente un aiuto, uno strumento di supporto, dove sì, effettivamente, diciamo così, non stiamo mandando un essere umano, ma ci sta andando la tecnologia, ma è perché siamo proprio impossibilitati noi, e quindi ecco che la tecnologia viceversa è uno strumento di aiuto, un parallelismo, un qualcosa che ci viene affiancato e anzi ci dà un qualcosa in più, un servizio in più per la comunità, per il mondo, per tutti noi esseri umani. Quindi ecco, la mia affermazione era in questo senso. Giustamente l'ambito può spaziare a 360 gradi,
E quindi credo insomma che, come si diceva, in questi ambiti veramente la tecnologia possa dare un qualcosa in più ed è giustissimo sfruttarla, e anzi, vedendo anche un po' quello che succede in America o comunque in altri posti del mondo dove la ricerca, dove l'aspetto insomma di evoluzione tecnologica è magari anche sempre più all'avanguardia, ecco che dobbiamo anche imparare qualcosa da queste altre culture, da queste altre mentalità insomma che ci sono nel globo, e sfruttare, andare in questa direzione anche noi, però ripeto, sempre ricordandoci che comunque dobbiamo sviluppare noi un pensiero nostro, critico, personale, e anzi dobbiamo andare a cercare di mettere del nostro nella tecnologia, nella programmazione di queste strumentazioni, nell'ideazione, perché appunto ricordiamoci che dobbiamo averla come compagno di viaggio in quello che è il nostro percorso di vita. Professor Criveller, però una cosa che ha fatto capire molto il dottor Hochner è: fermiamoci un momento e cerchiamo di guardare quello che abbiamo di reale, che è la meraviglia della natura e dell'universo. Lei sarebbe intrigato, oppure è mai stato a vedere questo osservatorio astronomico, oppure portare i suoi ragazzi a vedere, a toccare con mano quello che è lo spazio? Perché io sono convinta che tutto può essere passione, però come ha detto quel giovanissimo ricercatore che ho avuto ospite, che ha scoperto questa stella variabile, se non fossi mai andato all'osservatorio mai e poi mai avrei pensato di diventare un ricercatore, sono rimasto affascinato. Ecco, lei cosa vuole dire? Beh, no, sicuramente se avessi la possibilità insomma anche di essere ospitato dal dottor Hochner sarebbe per me un piacere. Non ho avuto insomma la fortuna per il momento di essere stato appunto all'osservatorio di Asiago, ma se ci sarà l'occasione ben volentieri. Quello di poter toccare con mano le realtà insomma è un tema molto attuale, proprio perché, e torniamo sulla tecnologia, no? Tornare un po' a fare anche quelli che adesso nella scuola chiamano compiti di realtà, cioè cercare di portare gli studenti a toccare con mano qualcosa di concreto, di reale, anche da un punto di vista esperienziale, quindi un'uscita, una gita didattica. Tra l'altro 2 anni fa abbiamo avuto la fortuna sempre di essere stati in America, abbiamo visitato il centro della NASA, quindi insomma nell'ambito dell'astronomia e dello spazio insomma penso che stiamo parlando di una delle eccellenze mondiali, quindi anche lì abbiamo veramente visto ecco, e qual è stato, cosa ha visto in questi ragazzi? Ecco, li ha appassionati, hanno intrigati, volevano capire, conoscere, si sono emozionati? Beh, allora, quando si parla di spazio, secondo me comunque ognuno di noi prova delle emozioni anche contrastanti, no? Perché per qualcuno può essere il senso del vuoto, il senso dell'oblio, il senso di qualcosa che non è tangibile, può anche dare un senso un po' di paura, no? Diciamo così, di dispersione. Per qualcun altro invece è molto affascinante la scoperta di qualcosa di ignoto, la scoperta anche di qualcosa di molto distante da noi, di non tangibile, appunto di non raggiungibile insomma con un mezzo così come fosse l'auto, il treno, l'aereo, e quindi sicuramente ci sono anche qui degli interessi, no? Che vanno un po' anche scoperti all'interno di ognuno di noi. Ci sono delle passioni che sono nate anche con dei ragazzi che hanno scoperto, adesso si stanno iscrivendo a ingegneria aerospaziale, che è un'ingegneria che sta andando sempre di più. Quindi sicuramente l'ambito dello spazio, dell'esplorazione insomma è un qualcosa di sempre più attuale, dove appunto la tecnologia giocherà un ruolo sempre più fondamentale. Dobbiamo però invogliare, insomma, sempre stimolare, si diceva prima con Mirella, un magari paio di portandoli sui posti che abbiamo due passi da casa vicino, senza andare in America. Cosa dice il dottor Hochner? Coinvolgere di più sempre questi giovani, fargli toccare con mano, emozionarli? Prego, dottor Hochner. Certo, qui vengono a trovarci migliaia di studenti ogni anno, dalla scuola dell'infanzia fino ai nostri studenti dell'università, quindi il professor Criveller è benvenuto, insomma, solo venire a trovarmi, i suoi studenti. E fra l'altro, proprio parlando di ingegneria aerospaziale, si è appena laureato uno studente di quel corso, che è proprio di Noale, che ha fatto una tesi sulla Luna, quindi ha osservato dal punto di vista spettroscopico la Luna, perché appunto le prossime missioni, quelle più vicine a noi, saranno quelle di fare una prima colonizzazione del polo lunare, in quanto quella zona è particolarmente tattica, perché in cima a un cratere prodotto dalla caduta di un asteroide è possibile vedere il Sole di continuo, quindi avere energia attraverso i pannelli fotovoltaici, e si spera di trovare in fondo al cratere dei nuclei cometari che avranno portato l'acqua, così in modo tale da avere
anche a disponibilità l'acqua, quindi ha fatto un progetto riguardo appunto alla caratterizzazione di questi crateri per capire dove sarà possibile fare delle basi, e speriamo appunto però che non si trasformino in basi militari visti i periodi. Tornando invece sul discorso dell'intelligenza artificiale riguardo alle sonde spaziali, è sicuramente interessante, anche perché già le sonde sono robotiche, perché pensate che ad esempio la luce per arrivare da Saturno impiega più di un'ora, quindi è inevitabile dover programmare tutto il percorso che fa la sonda in anticipo, perché se io dico alla sonda accendi i motori, me li accende tra un'ora se gli mando il comando dalla Terra, quindi già diciamo adesso non so il confine tra robotico e intelligenza artificiale, però sicuramente, come diceva giustamente l'ascoltatore, nel campo aerospaziale è già in uso insomma questa modalità di poter lavorare in autonomia, perché appunto l'uomo non riuscirebbe ad intervenire proprio in tempo reale per motivi proprio del fatto che la luce ha una velocità enorme ma è finita. Allora, dottor Hochner, queste aurore boreali che adesso sembrano vadano molto di moda, che tutti vorrebbero vedere, ecco, cosa sono in realtà e da dove si possono vedere? Ma è proprio vero che qui da noi riusciamo a vedere l'aurora boreale? Ma sicuramente, ricordiamoci che il termine aurora boreale lo ha coniato Galileo Galilei con la sua osservazione che aveva fatto da Firenze, quindi non è che Galileo andava in Islanda a vedere le aurore, quindi si vedeva andare qua, ma anche il padre della spettroscopia italiana, padre Angelo Secchi, studiava le aurore da Roma, quindi quando non c'era inquinamento luminoso, quindi parliamo sostanzialmente prima del Novecento, era possibile osservare le aurore anche dalle nostre latitudini quando il Sole era alla massima attività solare, come succede adesso. Questo perché quando il Sole è alla massima attività magnetica libera molte particelle. Queste particelle, che sono elettricamente cariche, vengono convogliate dai poli magnetici della Terra verso i poli. Stiamo vedendo anche le immagini, dottor Hochner? Non ancora, ecco, mi dicono, comunque le vedremo, prego. Ecco, quindi quando queste particelle vanno a sbattere contro la nostra atmosfera, producono colori che vanno dal rosso al verde al viola in base a quale tipo di particelle vanno a colpire. Quindi ad esempio, se colpiscono l'ossigeno a bassa densità ad alta quota, quindi parliamo intorno ai 200 km, abbiamo l'emissione rossa. Se colpiscono invece l'ossigeno a più alta densità intorno agli 80 km, emettono luce verde. Se vanno a colpire invece la molecola dell'azoto, producono la luce azzurra. E quindi fino a fine 800, inizio 900, anche dalle nostre città venivano osservate le aurore. Dopodiché, con l'aumento dell'inquinamento luminoso, si è persa questa possibilità, quindi uno o si sposta ed è fortunato di vederla, altrimenti non la vede. Però cosa è successo? Che negli ultimi anni abbiamo a disposizione molte sonde spaziali, tra noi e il Sole, che ci permettono di essere avvisati quando arrivano le particelle e quindi si riescono a fare previsioni molto più precise rispetto solamente all'ultimo massimo che è stato solo 10 anni fa. Inoltre adesso abbiamo telecamere un po' dappertutto, quindi uno può controllare e verificare che è in atto l'aurora e spostarsi fuori dalla città. Quindi ad esempio alcuni miei studenti sono venuti qua da Asiago quando hanno visto che c'era l'aurora e l'abbiamo osservata da qui. E inoltre, altro elemento fondamentale, che adesso ognuno di noi ha nel cellulare una vera e propria macchina fotografica. Quindi rispetto a 10 anni fa, che c'erano diciamo delle camere primitive, adesso anche nei cellulari più economici abbiamo una vera e propria macchina fotografica e quindi uno riesce a fare una foto che rende molto di più di quello che si può vedere a occhio nudo, perché il nostro occhio sotto una certa intensità vede in bianco e nero, quindi quando sono stato ad esempio l'anno scorso in Islanda a vedere le aurore, quelle più intense si vedono verdi anche a occhio nudo, ma in realtà si vedono in gran parte grigie, ma questo per un problema appunto del nostro sistema visivo che sotto una certa intensità funziona in bianco e nero. Invece con un semplice cellulare adesso uno fa la foto e vedi subito i colori che per noi sono più sul rosso perché la parte verde è più bassa, quindi per noi è sotto l'orizzonte, quindi è per questo che noi vediamo prevalentemente l'aurora di colore rosso. Allora andiamo a vedere questo video che così riusciamo anche a capire i colori che ha appena spiegato il dottor Hochner.
Il fascino unico e raro del cielo rosa-viola, immagini che di solito sono appannaggio dell'estremo nord del pianeta e stavolta a disposizione di tutti. Una notte magica, pronta a ripresentarsi nelle prossime ore, e scatti che hanno riempito i social, dal Cansiglio a Cimagrappa, conditi da commenti di meraviglia e stupore, come le foto giunte alla pagina Facebook di Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa. Ci sono arrivate foto veramente eccezionali, cioè sembra di essere in Islanda e invece in primo piano abbiamo il sacrario militare di Cimagrappa, veramente emozionante e spettacolare. È l'effetto, anche qui in Veneto, della tempesta solare che non accadeva da oltre 20 anni. Nei giorni scorsi una macchia solare nel Sole ben più grande del pianeta Terra, si stima intorno alle 20 volte più grande del diametro del pianeta Terra, ma probabilmente più grande anche del pianeta Giove, estendibile e presumibilmente intorno ai 200.000 km di grandezza, ha creato delle eruzioni di massa coronale che hanno fatto sì che tra ieri 10 maggio, ma anche questa sera sarà possibile 11 maggio, ci saranno queste tempeste geomagnetiche proprio proiettate verso la Terra. Ecco perché anche alle nostre latitudini è stato possibile, soprattutto ieri, a vedere l'aurora boreale. Il cielo non proprio sereno in Veneto ha rovinato un po' l'effetto finale in alcune zone, ma lo spettacolo è stato assicurato comunque. Le prime webcam, le prime foto ci sono arrivate appena dopo l'ora di cena, quindi verso le 22:30, mentre la massima attività, quindi dove l'aurora si è vista in maniera migliore, di colore rosa-rosso, è stato intorno alle 3:30 del mattino. Questa sera occhi in alto, perché in caso di cieli sereni potremo avere un ripetersi di questa situazione. Un fenomeno che non ha un orario preciso. Per gli appassionati l'unico consiglio è armarsi di pazienza. Per un cielo così ne vale sicuramente la pena. Allora, professor Criveller, robotica, tecnologia, ricerca, scienza, fisica, cos'è che appassiona di più i ragazzi? Lei che insegna a scuola, cos'è la cosa che li attira di più? Perché io vedo anche molto sulla robotica, sembra che questi ragazzi non siano interessati a niente, invece poi sono dei creativi numero uno. Prego. Beh, allora, intanto bellissime le immagini che abbiamo visto, insomma, sono molto affascinanti, creano sicuramente stupore, quindi io credo che l'interesse delle persone, ma soprattutto delle nuove generazioni, a volte viene anche un po' dirottato, no? Da quello che vediamo nei social, perché purtroppo ce l'abbiamo sempre, o per fortuna sempre a portata di mano, quindi anche aver visto dei fenomeni come quelli che ci hanno mostrato le immagini, sicuramente a qualcuno può aver suscitato dell'interesse in questo campo. La robotica, come si diceva, affascina molto, sta andando molto, perché comunque secondo me è un mezzo tra la tecnologia, quindi qualcosa di informatico, qualcosa di comunque che rimane nello schermo, nel computer, e qualcosa invece di più concreto, perché la robotica poi comunque produce degli effetti, vediamo dei movimenti, vediamo un braccio muoversi, vediamo una pinza che raccoglie un oggetto, quindi ecco il fatto che comunque stiamo piano piano ritornando comunque a qualcosa di concreto, di tangibile. E quindi possiamo anche toccare con mano e vedere visivamente quello che stiamo producendo, quello che stiamo cercando anche di sperimentare. Quindi sicuramente la robotica è un fattore di interesse quotidiano, che però viene sicuramente di pari passo con tutte quello che sono le scienze, perché ricordiamoci che arrivare a sviluppare comunque un progetto di robotica più o meno di alto livello, insomma, prevede una preparazione, una conoscenza, uno studio molto importante, quindi dalla scienza, dalla fisica, che è molto importante, della matematica, non dimentichiamoci la matematica, che è da sempre un po' il filo conduttore anche degli istituti tecnici, dei licei scientifici e di tutte quelle discipline, insomma, che vanno in questa direzione, in questo ambito, e che quindi sicuramente ci forniscono comunque anche una mentalità, un modo di ragionare razionale, quindi che va, diciamo così, per step, per gradi, e questo è un po' anche la sfida quotidiana, perché purtroppo a volte si fa fatica anche a fermarsi
davanti a un fenomeno, ad osservarlo e a domandarsi il perché delle cose, e questa cosa lo possiamo vedere anche in aspetti di vita quotidiana, non solo in ambito tecnico-scientifico, ma proprio sviluppare anche una capacità di analisi, di fermarsi ad osservare un fenomeno come potremmo fermarci ad osservare un fenomeno astrofisico, astronomico, come quelli che abbiamo fotografato e visto appunto durante il mese di maggio. Ci dà comunque l'idea di, in questo mondo insomma di continuo stress, di continua frenesia, dove sembra che se non corriamo non siamo in grado di fare le cose. E poi la natura ci mette di fronte alla realtà. Esatto, quindi... Senta professore, devo correre perché ormai siamo in chiusura, ma quanti bocciati quest'anno? Voto in condotta sì, voto in condotta no, cos'è la sua posizione, qual è? Cosa ci racconta? Come sono andati questi ragazzi quest'anno? Allora, siamo alle porte della maturità, quindi siamo proprio in questi giorni in fase di scrutinio. Ci sono dei ragazzi che purtroppo dovranno ripetere l'anno, questo è una cosa innegabile, c'è da sempre, ma io sostengo che la bocciatura, per quello che ho visto io nella mia breve esperienza, ma anche con alcuni compagni di classe insomma, che hanno ripetuto l'anno con me o comunque in una classe poi diversa dalla mia, è stata un'occasione di maturazione. Un valore. Un valore, un qualcosa di aggiunto che ha fatto bene allo studente, alla studentessa in sé proprio come persona. Quindi dobbiamo anche accettare quello che può essere l'esito di un anno scolastico in termini proprio di voti numerici, quindi anche il fatto di doverlo ripetere e trovare sicuramente all'inizio dello sconforto, è normale, fa dispiacere, no? Però trovare un'occasione di, diciamo così, di riflessione, di crescita ulteriore. Il voto in condotta sì o no? Beh, il voto in condotta, se ne parlava prima, no? alle superiori c'è ed è un parametro molto importante, indicativo di come i ragazzi sanno stare in classe, di come i ragazzi sanno comportarsi, di come i ragazzi anche lavorano in gruppo tra di loro, tra pari. E secondo me assolutamente è importante che ci sia, perché dà un'indicazione su questo, e poi non dimentichiamoci del voto di educazione civica, che è un altro voto che fa di pari passo con la condotta media, insomma, nel profitto scolastico dei ragazzi, ed è una materia che sta piano piano ritornando in maniera trasversale. Molto utile. Sì. Allora sentiamo come ci saluti invece il dottor Paolo Ochner, astronomo. Ecco, cosa vede nel futuro? Ecco, quanto importante è comunicare con questi ragazzi, farli partecipi. Prego, dottor Ochner. Bisogna seguirli i ragazzi, perché non è che sono disinteressati, io li vedo molto fragili, specialmente dopo il Covid, è stata veramente una mazzata micidiale. E quindi bisogna spenderci tempo. Purtroppo molti genitori sono latitanti e persone come il professor Criverler vedo che invece sono impegnati a seguirli, anche li portano fino agli Stati Uniti. Insomma, mi fa piacere questa iniziativa, perché oltre a essere interessante dal punto di vista scolastico, secondo me è una grande esperienza anche dal punto di vista umano. Senta, dottor Ochner, fra poco speriamo che arrivi anche luglio-agosto, questa estate che non arriva più quest'anno, queste stelle cadenti, la notte di San Lorenzo, ecco, cosa vuole dire? Prego. Allora, diciamo che sciami meteorici ce ne sono tutto l'anno, chiaramente quelle di San Lorenzo sono le più pratiche, perché uno si può anche mettere fuori in tranquillità su una sdraio perché è caldo, però meteori ce ne sono sempre, quindi consiglio sempre, quando è bel tempo, mettersi lì, avere un po' di pazienza, che mediamente almeno 2 all'ora se ne vedono. Chi è più fortunato magari ne vedrà anche di più, chi è più sfortunato va a aspettare un paio d'ore, però la contemplazione del cielo è sempre molto bella, specialmente appunto quando si vede anche qualche meteora in cielo. La ringrazio veramente, grazie al dottor Paolo Ochner, astronomo, di essere stato con noi dell'Osservatorio Astrofisico di Asiago, dove vediamo questi colori e queste immagini che veramente sono fantastiche, favolose. Sentiamo come ci saluta il professor Matteo Criveler e soprattutto cosa vuole dire a questi genitori. Come ha detto il dottor Ochner, forse qualcuno di più dovrebbe fare di più il genitore e mettere anche certe regole, perché il ragazzo forse anche la regola è un valore, non lo dice ma magari lo pensa. Prego. Beh, allora, data la mia giovane età non posso esprimermi in parere di un genitore, ma posso dare quella che è la visione un po' anche della mia esperienza di vita. I miei genitori sono sempre stati molto presenti, mi hanno molto seguito, hanno cercato sempre di supportarmi nelle mie decisioni, e quindi credo che questo sia il modo migliore, insomma, per riuscire a trovare anche poi i propri spazi e il proprio ruolo anche nella vita e nella società. Sicuramente quando alle spalle di un ragazzo, di uno studente, c'è la famiglia,
Questo si vede perché proprio la presenza è fondamentale, un supporto, diceva il dottor Ochner giustamente, si nota un po' di fragilità, può essere derivante insomma da tutto quello che abbiamo vissuto negli scorsi anni, però è anche un periodo secondo me di maturazione che ognuno deve diciamo così, seguire, che se supportato dalla famiglia insomma sicuramente è importante. Poi chiudo insomma ringraziandovi e citando, insomma ho trovato prima parlando appunto di stelle, ho trovato un aforisma, no, in rete, e diceva che i sogni sono come le stelle, basta alzare lo sguardo e sono sempre lì. Ecco, questo è un po' l'augurio che faccio a me stesso ma anche a tutto il mondo dei giovani. Siamo anche alle porte della maturità, quindi per qualcuno è veramente uno snodo importante di vita, quindi ecco, non dimentichiamoci di seguire i nostri sogni, di alzare lo sguardo, di osservare quello che la natura ci offre, ma anche la possibilità che la vita insomma ci presenta davanti, e alle volte dobbiamo avere anche il coraggio e la perseveranza di coglierli al volo e di ammirare insomma la bellezza che magari come una stella cadente può essere veramente infinitesima, ma che poi ci può regalare grandi soddisfazioni. Senta, l'ultima domanda, poi ci salutiamo veramente, professor Criveler, ma questi ragazzi sognano e quanto sognano? Beh, insomma, il sogno io credo che sia qualcosa che è una costante un po' nella vita, no? Si dice sempre il sogno nel cassetto, poi magari facciamo fatica, diciamo così, e qui ci metto in mezzo anche me stesso, no? Ad esprimerli un po' a volte anche per la paura di essere giudicati, no? Perché magari i sogni possono essere i più disparati o ci possono sembrare magari talmente lontani, talmente impossibili da raggiungere, che quindi preferiamo tenerli per noi, anche magari per qualcuno per un aspetto più scaramantico, no? Ma sicuramente i sogni nel cassetto ce li abbiamo tutti. Dobbiamo solo riuscire a trovare quella che può essere la chiave di volta per aprire questo cassetto e fare in modo che il nostro sogno venga volino e vadino nello spazio, e chissà che qualche navicella non li prenda. Allora saluto il professor Matteo Criveler, docente dell'Istituto Max Planck di Treviso, grazie anche al dottor Paolo Ochner che abbiamo avuto dall'Osservatorio Astrofisico di Asiago, collegato con noi, astronomo, che ecco, ci ha fatto capire anche l'importanza di toccare con mano la realtà, che è quella che possiamo avere a 2 passi da casa, e forse diventare anche un po' più buoni. I cattivi li facciamo diventare un po' buoni con questi colori. Grazie, grazie, e adesso andiamo a leggere la Costituzione italiana e queste veramente lettere che hanno scritto questi superstiti di Longarone su questa tragedia immane, sperando che non ne venga altra, perché dobbiamo anche ricordare. Grazie, andiamo con la Costituzione italiana. E naturalmente questo sabato che finisce questa settimana, una settimana importante, abbiamo visto cosa è successo, quante riflessioni dobbiamo fare, ma quante prima di eleggere le persone. Avete visto che scenate, questi sono genitori, padri di famiglia, compagni, in un luogo che dovrebbe essere il massimo dell'etica, comportarsi così di fronte a tantissima gente che sai che ti sta guardando del ruolo che hai. E poi si lamentano delle baby gang, come ho detto ieri, si lamentano dei ragazzi, degli esempi oltre il limite, ma se si guardassero loro, ma quelli che fanno queste cose, non tutti sono così, ma quelli che fanno, io veramente è da rabbrividire, non so cosa stiano a fare le segreterie politiche. E avete sentito gli stipendi che hanno, avete sentito ieri, ecco, grosso modo siamo là, con i nostri soldi cosa si permettono di fare. Detto questo, leggiamo anche questa mattina la Costituzione, come sempre, come il sabato, che è importantissima. Siamo arrivati all'articolo 112. Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. Articolo 113. Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa. Li ho letti perché sono molto importanti e voi dovete capire, conoscere, se c'è qualcosa che non va ditemelo.
ma penso che siano degli articoli che veramente tutti dovremmo imparare. Il problema è che nella Costituzione è scritto, ma poi non viene applicato. Detto questo, prima cosa faccio presente che per diversi sabati, finché non andrò in ferie, leggerò il caso Vajont, Psicologia dell'emergenza, di Odone De Michelis, Micaela Coletti, Guido Toffolo, Micaela Coletti che è stata qui per veramente questo uomo che non riesce a finire e terminare quelle cose giuste, ma inizia delle cose terribili, sbagliate per tutte le popolazioni che non possono e non hanno possibilità di contrastarlo. Ci hanno tolto perfino la preferenza. Avete visto che preferenze abbiamo e poi dicono che le persone non vanno a votare. Allora io leggo queste testimonianze di questi sopravvissuti al Vajont per far capire a qualcuno che deve decidersi di ascoltare e di non fare altro. Matilda Coletti, questa è una testimone del Vajont. Sono nata il 5 dicembre 1946. La mia infanzia a Longarone fu bellissima, almeno quando ero fuori casa con gli amici e le mie amiche. Ricordo il verde, le montagne, le giornate che passavano veloci. Avevo dei compiti perché ero la maggiore di 5 fratelli. Andavo a scuola anche se non ero una scolare modello. Poi al ritorno a casa mangiavamo tutti in silenzio e non facevamo storie su quello che c'era da mangiare. Ho sempre pensato che dopo gli orrori della guerra, conclusasi poco prima della mia nascita, la fame e tutto il resto stimolò la gente a fargli fare figli come un modo per rinascere alla vita, provare una sensazione di normalità dopo quello che era successo. Della diga noi ragazzi sapevamo poco o quasi niente. Quando ero con le mie amiche del cucito, nel tempo in cui volevano che imparassi a fare la sarta, si facevano delle illazioni così tanto per fare, discorsi senza senso come per esempio la diga non può cedere altrimenti vira giù anche Belluno. Forse i grandi che leggevano i giornali e quindi sapevano delle polemiche e degli incidenti che c'erano stati erano sicuramente più allerta di noi. Io dal mio mondo di fiabe che mi impediva di vedere e leggere i giornali avevo un'unica certezza: se ci fosse stato pericolo nostro padre non ci avrebbe fatto rimanere a Longarone a morire come topi. Mi fermo qui perché sabato prossimo leggerò l'altro pezzo, perché noi dobbiamo ricordare, dobbiamo dare voce a queste persone che non sono più, che sono morte perché qualcuno ha voluto fare cose che non doveva fare, ben sapendolo. Ciao, buona domenica a tutti.